Mannaggia. Ci sono tante cose da dire, tante cose da dire. E cerchiamo di dirle tutte. Via, cerchiamo di dirle tutte. Iscrivetevi al canale. Ok, tutti si fanno i Che complimenti. state aspettando? Ragazzi. Siete completamente pazzi? Il dito in bocca. Allora, mettiamo subito le cose in chiaro. Un saluto agli amici bellini di Fan Reading che ci stanno seguendo sugli altri. Come è fatto bene, sembra proprio al posto di Bobotta. E invece Bobotta ci stanno seguendo qua. Stanno seguendo comunque sulla piattaforma, non ci capisco niente. Tore Falanga non vuole sapere niente, non posso nemmeno salutare nessuno e devo salutare Tore Falanga e ringraziarlo sempre per il suo supporto incondizionato. Io poi qua voglio vedere, perché gli amici bellini lasceranno i like, loro lo fanno sempre, gli amici bellini lasciano sempre i like. Poi ci sono i lurcatori che capitano così magari ci godono, e poi ci sono quelli occasionali che quando il Napoli vince 4-0 con la Lazio 2000 like, si va oltre i 2000 like, e poi voglio proprio vedere sulla reaction di questa qua che cosa succederà. Ma comunque sono molto amareggiato, ai limiti dell'incazzatura, arbitraggio ad cazzo, e non posso essere in disaccordo con te. Infortuni a gogo, cali di concentrazione, sabato sarà il mio compleanno. A proposito di compleanno, maronna mia, immagino già che mi adirerò moltissimo, spero di no, e speriamo di no, amico mio. Tu lo sai che i compleanni durano una settimana, anche a te. Sei a Londra e quindi durano anche a te una settimana. Amici, c'è pure interessante. Vedi? Anonimo, ma tu sei iscritto, ma che tu mi devi dire chi sei? Scrivimi su scrivimi @ValerioFluido su Telegram, se hai Telegram, oppure su Instagram, fammi sapere. Il fallo su Rachmanic sul secondo c'era, oppure l'ho visto solo io, tralasciando che l'abbiamo buttata noi. Allora questo messaggio racchiude tutto, amico mio, racchiude tutto, perché c'era. E hai ragione a dire che l'abbiamo buttata noi perché ci siamo abbassati troppo, perché quando esce Fabian, guardate com'è importante anche la fisicità di Fabian, perché Bobotta ha fatto un partitone, sappiatelo. Bobotta comunque ha fatto una grande partita, ma quando viene a mancare Fabian manca tanto, manca tantissimo, e poi quando ti manca Mertens è proprio la fine, perché la fase difensiva parte da lui e lo dobbiamo capire. Lo dobbiamo capire che la fase difensiva, che parte tutto da lui, e ringrazio anche Diego Pugliese, anche lui sempre presente, sempre straordinario, che si sfoga e ha ragione di sfogarsi, mannaggia tutte cose. Se voi andrete a vedere poi dopo la reaction, non l'avete vista già, avete visto come sono stato male. Eppure la siringa finale era prevista anche quella, perché De Frelle, meno male, perché poi uno non vuole piangere, non si vuole lamentare. Noi lo sapete che analizziamo tutto dalla lunghezza della rosa, perché purtroppo Juan Jesus se lo perde lui, Ferrari se lo perde lui, quindi la lunghezza della rosa. Analizziamo gli errori del mister, gli errori individuali dei giocatori, perché anche il mister magari con i cambi poteva fare qualcosa di diverso, non c'è dubbio. Ma analizziamo anche le cose arbitrali, perché io qua probabilmente mi dovrò richiamare il mio amico ex arbitro e rivedere certi episodi che non mi convincono e che sono stati purtroppo determinanti. Quindi andiamo a salutare un po' tutti. Salutiamo i miei moderatori, le mie bellissime moderatrici, a questo punto lo dico perché ho visto Falco, ho visto Polly e ho visto anche Bepi. Sei bellissima anche tu.
Cerchiamo di ridere, ragazzi, cerchiamo di ridere. Bellissima è anche Ludovica. Sabato torniamo allo stadio dopo quasi 2 anni. L'ultima partita vista era di Coppa Italia contro la Lazio. Sarà un ritorno allo stadio con intossico, Ludovica. Io spero che tu e il tuo bello non vi intossichiate. È una partita durissima, non c'è dubbio. L'Atalanta ha fatto riposare un sacco di gente e noi siamo decimatissimi. Non ultima la mancanza del nostro mister. Non ultima la mancanza del nostro mister. Vorrei aggiungere a tutte le motivazioni di Guido Gentile il fatto che una squadra che ha fuori tutte le pedine fondamentali oggi, Insigne e Fabio, non può vincere gli scudetti. La Juve no. Ma io poi non è che devo portare acqua né al mio mulino né al mulino di Guido, assolutamente no. Ma quando Guido fa certi discorsi che la maggior parte capiscono, la maggior parte di voi capisce, altri non li riescono a capire, altri non li vogliono capire, altri così, e il discorso è generale, non è che non vincimmo perché siamo scarti, c'è un discorso generale di gestione, perché la rosa dobbiamo vedere se effettivamente tu una volta puoi fare di necessità virtù e ti va tutto bene, i rumori, altre volte poi purtroppo i valori poi vengono fuori, tu dici e non riposa, prima o poi gli infortuni possono capitare anche, e quello ce lo devi mettere nel conto, la presenza in campo di qualcuno che si fa sentire di più è meglio con gli arbitri, anche quello, perché devi gestirle certe situazioni e non ci va bene, non ci va bene. Io voglio salutarvi tutti quanti, ma siete 269 i rumori. Bravo Vittorio, siete tantissimi, siete 200, state crescendo. Vorrei 300 like di consolazione, li posso avere? Perché poi questa live non sarà nemmeno lunghissima, perché è tardi già, io devo andare a lavorare. Me li date? Me li date che io sto male. Sto malissimo, veramente sto malissimo. Far uscire Mertens così presto è stato un errore. Spalletti l'ha detto lui stesso, non si vincono più le partite per 1 o 2 gol, dovevamo chiudere. Bravo, come ti chiami? Tenderkai. Bravo che hai memoria e che ricordi quello che Spalletti ha detto. 2-0 non stai al sicuro. 2-0 non stai al sicuro, è proprio così. Ed è bello quando uno si ricorda le cose, perché noi dobbiamo avere memoria a 360 gradi. Ringrazio Giorgio Mele, è un super sticker che io da queste piattaforme non posso vedere, quindi me lo raccontate voi. Grazie a prescindere Giorgio, Polli ci tiene aggiornati ed è straordinario. Grazie mille Falco. Sono momenti un po' tristi. Siamo ottimisti, dai, con l'Atalanta faremo grande partita. Ci proveremo sicuramente, Marco, è chiaro. È difficile però essere proprio ottimisti perché dobbiamo vedere l'entità degli infortuni, ragazzi. L'entità degli infortuni potrebbe fare la differenza questa volta, perché se tu Osimhen lo perdi per tanto tempo e subito ti rientra un Mertens in questo spolvero, allora tu dici va bene, abbiamo fatto di necessità virtù, anzi addirittura giochiamo anche meglio, benissimo. Se poi ti manca K2 e Manolas la gastrodiarrea e purtroppo entra Juan Jesus che ha freddo, mi pare pure che sia scivolato su una zolla, perché poi noi ce la prenderemo con Juan Jesus e ci sta. Siamo tifosi e stiamo male, però mi pare pure che ha messo il piede a terra e scivolato al momento di provare lo stacco, è rimasto impiantato a terra e quello ha fatto il colpo di testa della vita, proprio una cosa straordinaria, veramente straordinaria. E purtroppo questo è. Pizzul il terzo gol lo chiamava il gol della sicurezza, vedi? Brewer, lo so, già vale, già ho capito tutto, amico mio. Già ho capito tutto, mamma mia, troppi cambi tutti insieme e sì, Castle Crash Heroic. Certo amico mio, of course, I will be back. By the way, Nikolai, stay tuned and tell your friends that I'm preparing a new video for Castle Crash
but I'm gonna talk about the Beatles. Te lo dico proprio così, non lo so se avete capito, se non avete capito, ma è una cosa mia. Voglio riprendere perché tengo un altro canale con 7.000 persone, 7.000 indiani che stanno aspettando che io posto qualcosa e non posto niente, e a questo punto devo reinventarmi, dato che ho visto il documentario sui Beatles, Get Back, che I have so many feelings, I got a feeling inside, oh no, e quindi voglio unire il gaming al parlare di musica, e ringrazio Michele D'Ambrosio, ma quando è uscito Fabian c'è stato proprio uno sconquasso tattico sul lato sinistro, non si capiva se doveva starci Ziel o Elmas, un po' di bordello. Amico mio, hai ragione, ci è andato Elmas da istinto, io credo che ci sia andato Elmas, ho visto ancora Zelinski che stava sotto punta per dare una mano. Poi se fai caso nel primo tempo, io lo dico nella reaction, Fabian stava a destra e c'era un motivo tattico con Mario Rui che si inseriva bene più centralmente, e quindi Fabian lo faceva dall'altra parte a destra. Dopodiché si è cambiato nel secondo tempo, non ho capito il perché, bene, perché poi Fabian arriva il gol da quella parte lì che si accentra molto. Però purtroppo veramente hai ragione che quando è uscito non si è capito più nulla. Ma io insisto su Mertens, insisto assai su Mertens, e ringrazio anche Lino Bailo che con affetto mi manda un caffè, ed è bellissimo. È veramente bellissimo avere il vostro supporto, ragazzi, quanto siete belli. Pigliamoci a Scamacca, Vincenzo, non hai torto, è proprio forte, mamma mia. Vabbè, che io poi ero un paio d'anni io all'inizio, che magari qualcuno di questi 350 che vedo qua, qualcuno della primissima ora ci sta pure, ma parlo proprio primissima ora, proprio dell'inizio del canale 2 anni fa. Io Scamacca mi piaceva il nome e quasi sfottevo, attenzione a Scamacca, ma più che altro sfottevo perché non lo conoscevo. Benvenuto Michele, benvenutissimo, mi fa piacere, iscrivetevi al canale. E quasi sfottevo, attenzione a Scamacca. Ho cominciato a guardare le partite di Scamacca e, permettetemi il francesismo, a faccio cazzo, cioè è un giocatore che nonostante la fisicità ha anche una certa sveltezza nel girarsi, non è pesante come altri giocatori che non voglio citare, e tiene un tiro che è una mazzata incredibile, c'ha il colpo di testa. Secondo me l'Italia dovrebbe ragionarci e metterlo titolare, perché se non funziona Immobile vai e vai. Fabiano lo stavo cambiando, allora ci sono le virgolette, quindi Andrea probabilmente ci sta facendo sapere parole di Spalletti. Fabiano lo stavo cambiando, poi diceva altri 2 minuti ed alla fine ha sentito un problema all'adduttore. Uguale Koulibaly che ha sentito un problema muscolare, difficile recuperarli, ma valuteremo. Allora fate bene a farmi sapere le parole di Spalletti, perché ovviamente saranno oggetto di analisi anche nel video di domani. Doppio video sicuramente, parole di Spalletti più analisi tattica che dovremo assolutamente vederla bene. Daniele, l'altro canale si chiama Fluidzot. Io ho 4 canali, se non mi sbaglio. Valerio Fluido, qua su YouTube, il canale musicale. Fluidzot è il canale del gaming, dove parlo in inglese, quindi probabilmente lo trasformerò in qualcosa di inglese, non lo so. Mi piace questa idea di parlare di musica, non di postare musica. E poi c'è il canale Fluido 081 dove tenevo un'idea, ma non lo so, non tengo tempo di fare troppe cose. Grazie comunque per l'interessamento. Grazie mille. Ho visto la reaction, non concordo. Un delitto giocare solo 70 minuti, un bordello assurdo con i cambi e poi troppo bassi. Meritiamo di perdere, punto, quando fai ste stronzate. Brewer, ma tu non concordi di che? Io l'ho detto che ci stavamo abbassando. Nella reaction l'ho detto, ci stiamo abbassando troppo. L'ho detto proprio. Se poi è finito fuori dall'editing può essere, ma io mi pare di averlo detto. Ci stiamo abbassando troppo, gli stiamo dando troppo spazio, e succede quando purtroppo levi a Mertens perché ti abbassi, ed è venuto un po' di stanchezza, un po' di paura, un po' loro hanno preso meglio le redini del campo, e quindi capita sicuramente. Questo però non può assolutamente farmi ignorare che le situazioni arbitrali sono comunque
Comunque sempre, perché noi possiamo tranquillamente arrivare a parlare di una partita, non meritavamo, il Sassuolo meritava di più, l'arbitro ci ha messo lo zampino o non ce l'ha messo, il Napoli vince lo stesso, capita, le grandi squadre vincono così, ciniche, capita, Donato, capita, diciamocele le cose, perché se poi andiamo a vedere al volo, andiamo a vedere un attimo gli XG, il Napoli 0,92, il Sassuolo 0,31. Poi hanno fatto qualche tiro in più, se voi andate a vedere le statistiche, i tiri nella porta, ma le statistiche vanno viste bene, perché pure per esempio il tiro di Berardi, e quello non chiama il fuorigioco che c'era, viene contato come tiro. Quindi attenzione, quando poi valutiamo i numeri delle statistiche, attenzione. Il Napoli, io ce l'ho scritte tutte qua, noi possiamo fare un recap. All'inizio i tiri di Fabian bloccati, respinti, tiro di Fabian bloccato, il tiro di Zielinski che poi viene annullato, anche là. Fatemelo rivedere quel replay per sfizio, perché Bobotta con la mano, ma stava molto vicino alla coscia, non lo so. Non voglio parlare così. Un altro tiro di Fabian stoppato e il tiro di Zielinski altissimo. Attenzione, fammi leggere perché sennò me lo perdo. A Fabio Versati pensavano alla Coppa d'Africa lontanissima, invece Osimhen, Anghissà e K2 ci sono infortunati prima. Poi esce Insigne, esce Mertens, esce Fabian. È anche normale prendere gol se escono tutti gli elementi rappresentativi. Arbitraggio Mr. Bean, e non ho letto l'ultima parola, ma mi fido, Fabio. Grazie, ed è proprio vero. Finisco. Insigne che tira di punta, il cross di Lozano che poi viene respinto da qualcuno, la parata di Gozzigli, il tiro di Raspadori parato, il tiro di Ferrari parato. Quindi loro hanno creato queste due cose a fine primo tempo e ci siamo. Secondo tempo il Napoli ricomincia bene, il tiro di Zielinski parato, il gol di Fabian, assist di Zielinski, il gol di Mertens, assist di Zielinski. Dopodiché loro, Scamacca fa un primo tiro parato da Spina, il tiro esce piano, il gol di Scamacca, Berardi che tira da fuori e Ferrari. Quindi nel finale è giusto quello che dici tu, Brewer, che ci siamo scesi, ce ne siamo scesi, 70 minuti potevano bastare, non sono bastati. E quindi poi nell'analisi ci dobbiamo mettere anche quello che adesso ci ha detto Fabio, perché è evidente, no? Che tu è 1, è 2, 3 e 4 e poi ti mancano tutti, diventa complicata. Su Wish, li stanno prendendo su Wish, ti aspetti una cosa e te ne arriva un'altra, veramente. Fosse una volta è sceso solo, Zielo sta tornando sui suoi standard senza dubbio, Giacomo, lo vedo bene sicuramente. Ciampotta. Vedi? Che capitano che sa bene come andare a trovarmi su tutte le cose, e anche qui noi recupereremo questa situazione. Che cos'ha? Firmato per il pareggio, ma sul 2-0 la devi portare a casa. Sì, amico mio, io dovendo firmare per un pareggio, io sinceramente stavo pensando alla prossima. Firmare per il pareggio con la prossima, quando io vi dissi firmo per un pareggio con l'Inter, qualcuno mi disse ma quando mai dobbiamo vincere tutte le partite, e vinciamo tutte le partite. Intanto abbiamo fatto una serie di vittorie, cioè qua veramente leggevo anche tra gli abbonati nel gruppo, cioè noi qua è capace che facciamo un record di punti nel girone d'andata, e comunque non ci basta, perché il Milan continua ha ripreso la corsa, l'Inter ha recuperato tutti i punti che doveva recuperare e stiamo là. Quindi purtroppo tutto l'entusiasmo che si era creato dopo la bellissima vittoria con la Lazio, la bellissima prestazione con la Lazio, in termini di punti no, è come se non avessimo fatto niente, perché questa steccata, voi dite sì, però arriva un punto, è meglio un punto che niente, siamo d'accordo, però non ci salva dalle prossime due partite, purtroppo è così. Se voi andate a vedere la classifica, ma non la vediamo la classifica, veramente non la vediamo, che noi dobbiamo arrivare quarti. Ricordiamocelo, il nostro obiettivo è la Champions League, quindi la classifica non la guardiamo proprio. Speriamo solamente che questa partita non abbia un riscontro psicologico brutto. Sei bello, Brewer, mamma mia, Donato, sei bellissimo. Grazie. Me lo prendo il caffè, anche perché poi dopo devo andare a faticare, già sai. Starò tutto scocciato e mi guarderanno, ma che è successo? Lasciatemi stare che non potete capire, non possono capire. Grazie Donato,
Grazie mille. Ottavio Larini. Per me quello che è entrato peggio è stato Demme, ce la farà contro il rullo compressore Atalanta. Ottavio, non hai torto purtroppo, non hai torto purtroppo. Demme avrebbe bisogno di giocare adesso, riprendere il ritmo partita, perché è come se arrivasse leggermente in ritardo, cerca di seguire gli avversari, poi si butta con foga e gli chiamano sempre fallo e lo ammoniscono sempre. Anche questa ammonizione mi è sembrata molto severa, però capisco nella dinamica che sei in ritardo, ti butti in scivolata e nella dinamica ci sta. Quindi non hai torto, hai ragione. È lì che poi si vede la differenza che ci sta dando Fabian. E lasciatemi stare che non potete capire esattamente. Tranquilli e sereni che in vetta ci siamo ancora noi. Muce, tu ancora la vetta, vabbè, qualche leggerezza di troppo e un tantino sfortunati per infortuni, questo non c'è dubbio, che stanno avendo tutte le squadre. In NBA direbbero trust the process, ma il processo noi ci dobbiamo, io dico diverso, io dico enjoy the process, enjoy il percorso, enjoy the journey. Infatti il percorso, però il percorso è fatto anche di intossichi e purtroppo è così. Allora va bene, ma io non è che devo essere positivo perché siamo in vetta. Io devo essere positivo perché abbiamo messo tanta fieno in cascina prima e quindi non si crolla, è difficile crollare proprio verticalmente. Il mazzo, ci vuole mazzo, purtroppo non posso fare a meno di dare ragione ad Adolfo perché è proprio così. No, ma l'ho detto Pablox, non c'è proprio dubbio, su tutte le cose arbitrali io allucco come un dannato e controllo e rivedo e non sono convinto. Purtroppo sì, dicessero quello che vogliono, che piangiamo, non mi interessa. A parte Mertens, anche Lozano è uscito, ma al posto suo non è entrato nessuno. Chi è entrato? È entrato Dem, purtroppo sì. Quando si fa male Fabian, lui aveva già preparato... Francesco Gomez, benvenuto. Aveva già preparato la doppia sostituzione che era Politano-Petagna e probabilmente c'era da sostituire, lui aveva già pensato di sostituire Lozano ed era secondo me logico. Forse Petagna-Mertens era un poco presto, però sai, devi pure vedere come a livello proprio di come si dice, scientificamente, no? Se ci sono dei minuti per il recupero totale di Mertens, queste cose noi non le possiamo sapere, purtroppo non le possiamo sapere. E fatemi prendere il messaggio di Giuseppe Maresca, che ringrazio. Campo stregato, pesa molto l'errore di Mario Rui sul loro primo gol, ma purtroppo lui pecca sempre questi interventi fisici nella nostra area. Grazie mille Giuseppe per il supporto. Il primo gol quando lui si stacca Scamacca, io poi vabbè la devo per l'analisi poi specifica la devo rivedere, però sì, si stacca dalle marcature, prende bene la posizione, Scamacca colpo di pene, nessuno scende, è venuto. Devo vedere se era suo, perché poi poteva probabilmente seguirlo anche Rachmani, non lo so. Carlo Miele, voglio tornare sul discorso che si è fatto l'anno scorso, tanto come mai i giocatori del Napoli si fanno male così spesso. Carlo, vale il discorso un pochino che ci dicevano anche le altre squadre. Io ripeto una cosa generale che non può essere dimenticata: questi giocatori sono 3 anni che non si fermano mai. Poi ogni tanto qualcuno se si ferma perché tiene un Covid oppure perché va in nazionale e comunque non si ferma. È difficile, vacanze brevi, subito ti devi... troppo stress muscolare per tutti quanti, è veramente complicato. Aggiungici che probabilmente ci sono delle partite dove tu... non perché uno sta più in forma dell'altro, ma proprio in generale per non accumulare troppi minuti dovresti fare un turnover preventivo. Quanti allenatori lo fanno? Quanti allenatori lo fanno bene? Quanti lo fanno male? Quanti non lo fanno? Io credo che un allenatore che lo sta facendo preventivo, vedo dalle scelte, dalle formazioni iniziali, uno che lo sta facendo preventivamente è Pioli. E il Milan anche soffre tantissimo di infortuni. Milan Labre, abbiamo parlato. Pioli molto spesso sta cercando di far riposare quelli là e poi magari li mette nel secondo tempo per aggiustare la partita. Lo sto notando.
Noi, Koulibaly gioca sempre, Di Lorenzo gioca sempre, Mario Rui gioca sempre. Adesso Fabian abbiamo visto che giocava sempre. Ha fatto riposare un pochino Insigne sostituendolo varie volte e comunque c'è questo problemino latente che evidentemente si fa sentire. Purtroppo ragazzi questo è. Possiamo pensare che alcuni giocatori sono top e possono giocarle tutte? Sì. Uno può pensare che Koulibaly, che per esempio Sergio Ramos non esce mai da Real Madrid, poi si fa male anche lui, ma purtroppo è così. Lewandowski è sempre titolare, Messi è sempre titolare dove stava a Barcellona, magari adesso è diverso. Possiamo pensare che sia così? Non lo so veramente. Volano i messaggi, volano i commenti, siamo in 400, dove stanno i miei like? Dove stanno? Contatemi like e vedete bene. Anthony, benvenuto. È così che si fa, ci si iscrive al canale, perché poi si fa approfondimento e si compra la tazza. A prescindere dalle sostituzioni, non capisco come mai non abbiamo avuto almeno quella mentalità per girare palle e addormentare la partita. Sì, Enzo, sì. Tant'è vero che nella reaction io a un certo punto dico: adesso dobbiamo farli girare a vuoto, abbiamo la capacità di farli girare a vuoto, l'abbiamo fatto con la Lazio. Ora tutti diranno è per la Lazio che è stata proprio scarsa, che non riusciva a prenderci mai e non riusciva a fare i contrasti. Ci hanno provato, non ci sono riusciti. Alle volte ti riescono tutte le cose, sei più veloce nel far girare palla. Oggi aggiungici anche che, essendo la stessa formazione, a brevissimo giro passano troppi pochi giorni, un po' di stanchezza l'accumuli, non sei brillante, non la fai girare la palla in un certo modo e non ci riesci. Loro magari più freschi, più tranquilli e ti mettono in difficoltà. Però comunque tu la partita l'avevi fatta, poi sei venuto meno dopo, alle volte puoi venire meno e resistere, non prendi il gol lo stesso e mantieni il 2-0, però ti sei fatto riprendere 2 gol ed è grave, purtroppo è grave. È arrivato addirittura il terzo. Per fortuna c'è il VAR, perché quel fallo va chiamato immediatamente. Signor arbitro, quel fallo va chiamato immediatamente. Per fortuna che c'è il VAR. Per fortuna che c'è il VAR. Non lamentarsi è da sfigati. Anche non lamentarsi forse è da sfigati. Sono d'accordo, Francesco. Speriamo che mi leggi. Bruno, ti ho beccato, vedi, non avevo nemmeno visto. Volevo solo esprimere il mio parere. Per me la partita l'ha buttata via Spalletti. Bruno, e ci sta come discorso, se ne parlerà, si approfondirà tutto, non c'è problema. Ecco il like di Anna, 335. Allora Angela, bene, buttatelo sto like, spendetelo un fallo. Ciao Valerio, arbitraggio a parte, non credi che Spalletti abbia fatto i cambi troppo presto? Sì, abbiamo però a volte anche detto che ha fatto i cambi un po' troppo tardi. Come da fa su Guaglione Spalletti per avere un pochino di pace? O li fa troppo presto o li fa troppo... lo so. Col senno di poi è facile, Guaglione, è facile. Sono preoccupatissimo per la partita con l'Atalanta, ad oggi firmerei per un pareggio, anche io, non ho proprio problemi a dirlo. Per farli girare a vuoto un ass nel finale per far salire la squadra, che lo porti a fare? Allora, questo è un altro discorso. Io ho sentito Spalletti proprio dalla panchina che diceva a Zielinski: scambiati con un ass e va lui sotto punta, perché secondo me il cambio di un ass lui l'aveva previsto, l'aveva preparato. Dopodiché voglio pensare che nel finale non l'ha fatto più, perché poi si è fatto male anche K2 e ha messo il difensore, e quindi anche un pochino di sfortuna nei cambi, Poi è chiaro, col senno di poi sono d'accordo con voi, Mertens non può mai uscire, poi magari si fa male Mertens, infortunio muscolare, perché non hai tolto Mertens? Stavamo su 2-0, non se ne esce più, purtroppo non se ne esce più. Tempistica dei cambi, lo so, questo sarà il tema generale. Ma come, uno esce di casa senza i like in tasca? Io veramente non so in che mondo viviamo. Le mie tazze arrivano tra l'8 e il 15 dicembre. Yes!
Yes, che poi non è nemmeno questo, perché c'è questa da una parte, ma dall'altra parte invece di subscribe ci sta il Messico 86, quindi è ancora più bello. Rubrica sugli arbitri domani, ma per forza mi fai entrare un attimo, dobbiamo spiegare che cosa forse voglio ancora capire. No Fabio, non ti posso far entrare perché questa live deve rimanere breve. A breve entrerà pure Guido, ci accavalliamo e non si capisce niente. Vittorio Avallone, a Sassuolo ci abbiamo vinto solo 3 volte in 8 anni, dico solo questo, campo stregato, anche questo conta, ci sono degli stadi più stregati di altri, la storia si ripete, come no? Abbiamo guadagnato un altro punto sulla quinta, ci piace ragionare così, sotto questo punto di vista non c'è dubbio, la Roma ha perso, quindi tu puoi ragionare su un punto guadagnato solo a Roma che però stanno dietro. Ragazzi, noi il discorso classifica lo abbiamo già affrontato e l'abbiamo detto già in tempi non sospetti. Purtroppo adesso arriva proprio adesso, perché il quando è importante. Adesso arriva la partita con l'Atalanta. Sentite i rumori appena dico Atalanta. È proprio l'Atalanta. Perché se la Juve che sta inguaiata, ma sta proprio inguaiata, proprio anche politicamente, chi lo sa se riusciranno a tirarsela e riusciranno a vincere tutte le partite e rientrare terza o quarta. Il nostro problema sarà l'Atalanta fino alla fine dei tempi. E quindi abbiamo battuto la Lazio con la Roma 0-0, però anche loro sono molto discontinui. Si può immaginare che le romane stiano un po' troppo indietro per recuperarci tutti questi, dobbiamo proprio crollare. Il problema sarà con l'Atalanta. E l'avevamo già detto però, L'avevamo già detto. Ci sta, Fernando, mo arriva, non ti preoccupare. Io poi ti leggo, Fernando, e devi capire una cosa. A me vanno bene tutte le opinioni, ma serve educazione. Mi raccomando. Vale, per me l'infortunio di KK era prevedibile, perché comunque lui e Di Lorenzo sono gli unici che non riposano mai, prima o poi sarebbe successo, e spero che questo sia un avviso per Spalletti per Dilo. Ed è un ottimo discorso, Dario, noi lo stiamo dicendo veramente da una vita. Di Lorenzo l'uomo bionico, Di Lorenzo anche oggi partita importante di Lorenzo, però arriva un cross dalla parte sua, non ci arriva, ma veramente non me la posso prendere con Di Lorenzo. Ma il quit è talmente scarso? Domanda che va fatta a Spalletti, che però lo mette in difficoltà, non lo può dire in conferenze, ma qui è scarso, non lo posso fare qua. Lo so e lo capisco, però lo dobbiamo capire noi. Se poi Malquit è disponibile, non gioca mai, anche quando hai 3 partite in 6 giorni. Capite? Perché ogni volta che pareggiamo deve centrare l'arbitro? Su gol del 2-2 stava prima un Sassuolo, poi è già scandaloso, non fischia. Capito, Luis? A me, noi la facciamo l'analisi e lo diciamo che ci siamo abbassati troppo, che eravamo stanchi, che Sassuolo ha messo bene il pallone a terra, che comunque lo facciamo, lo diciamo, però era fallo su Rachman, ma era fallo. E quindi non arrivava il cross di quel calcio di punizione, non arrivava. Diciamolo, abbiamo fatto girare benissimo la palla fino all'uscita di Fabiano, loro pressavano tantissimo ma non la vedevano. Ma a me è piaciuto più che il nostro giro palla, a me mi è piaciuta la riaggressione, perché c'era Bobotta che stava comunque in palla e saliva molto e facevamo una riaggressione decente e la riprendevamo, quindi non gli davamo modo di ributtarsi e di costruire. Loro ci hanno fatto un paio di ripartenze, però ci stava la partita, era una partita tosta che poi alla fine abbiamo pure sbloccato nel secondo tempo, tutto nel secondo tempo è successo. Non lo so, a Sassuolo è troppo difficile. In attesa di sabato ti ho messo un bel like, sarà una bella partita tra 2 grandi squadre. Olimari, che tu poi capiti spesso sul canale, mi fa piacere, tifoso o tifosa, e poi vado in difficoltà, non lo so, atalantino o atalantina, e aspettiamo e speriamo sia una grande partita, speriamo. La nota positiva di oggi è la conferma di Bobotta ad alti livelli e non c'è dubbio.
Purtroppo siamo abituati a queste partite, quando la partita sta sul 2-3-0 ci viene tutto bene, questo è vero, Fabio, non sbagliamo nulla, appena prendiamo il gol ci tremano le gambe. Gattuso out. Perché poi la mentalità è cambiata. Queste erano le partite che vincevamo, che l'anno scorso è un partito uguale, partita proprio dell'anno scorso. E allora poi dice, colpa dell'allenatore, e Spalletti ha risolto tutto. E lo sapete quanto amo Spalletti e quanto stia dando più di Gattuso, l'ho detto proprio chiaramente. Non è una difesa di Gattuso, è un cercare un'analisi un po' più completa. Non dire ecco qua, tutto a posto, è cambiato, abbiamo vinto. È questo che io cerco dall'analisi del calcio del Napoli, e per questo poi resto sempre in equilibrio e non mi faccio prendere né dagli entusiasmi né dai drammoni né dal fatto siamo scarsissimi la Serie B, oppure è fatta, questo è l'anno questo è l'anno buono. L'ho sentito, corsa per il terzo scudo, l'ho sentito, l'ho letto e ho messo anche il mi piace, perché è bello vedere che la gente ci crede. Però c'è un percorso da fare ed è lungo, e il percorso può essere pure che non ti riesce. Uno ci prova a farlo, ma può essere pure che non ci riesce. Arriviamo a 400, che dite? Ci arriviamo a 400? Difficile una partita come questa, perché poi ci sono pure molti che vanno in freva e spengono tutto, e lo capisco anche quello. Vogliamo ricordare che pure che il Sassuolo ha fatto il mazzo al Milan qualche giorno fa, quindi niente drammi. Certo. Comunque per me Mertens doveva rimanere in campo e mettere Petagna al posto di qualcun altro, perché secondo me poteva dare ancora una mano. Allora, letta così, Alfredo, io ti dico, Mertens sottopunta, fai entrare Petagna, gli dai un po' di minutaggio, magari puoi alzare qualche pallone. Mertens sottopunta e magari togli Lozano prima, oppure togli Fabian, arretri Zielinski. Potrebbe essere una soluzione. Tante soluzioni ci stanno col senno di poi che si possono fare. Staccato la spina, non lo so, io penso che alcuni giocatori sono più importanti di altri all'interno della squadra, proprio le distanze, come parlano in campo. Il problema siano stati gli infortuni, abbiamo perso punti di riferimento, abbiamo guadagnato un altro punto sulla quinta, l'avevo letto, questo qua era ritornato, dobbiamo arrivare a 400 come minimo, se volete bene, a Valerio. Ma un asse doveva entrare, poi si è rotto KK. Esatto, Michele, esattamente. Salvatore Mazzarella, Mertens e Lozano riuscivano a tenere più alta la squadra, sono usciti troppo presto. A proposito, devo ringraziare anche Salvatore Reino, per la donazione di ieri, donazione silente, perché pure so belle quelle là, e io le apprezzo moltissimo, perché magari voleva farlo durante la live e non ce l'ha fatto ed è arrivato dopo, e io voglio ricordarmele e voglio ringraziarvi anche a posteriori, anche in differita, perché lo meritate. E intanto Costantinos Manolas si starà gustando il suo brodino antigastroenterite da casa, burlandosi di tutti questi giocatori, e ci sta poco da burlarsi, perché pure lui sta sempre infortunato. Poi bisogna capire se l'infortunio è infortunio oppure se è già stato venduto, In casa contro la Dea occorre puntare alla vittoria, perché altrimenti il trend nelle ultime 5 non è da grande squadra. 8 punti solamente, non possiamo permetterci 8 in 6 partite, ed è giusto come discorso di numeri, è giustissimo. Devi poi vedere se hai le forze. È chiaro che tu devi puntare alla vittoria, tu devi sempre puntare alla vittoria. Sono io da tifoso che mi cago sotto, che dico firmerei per un pareggio, ma i giocatori che vanno in campo, a meno che non sei una piccola squadra che vuole strappare il pareggio, gioca per lo 0-0, ci sta, ti difendi, speri nella grande prestazione. Lo facemmo più o meno con la Juve e vincemmo, proprio partita, loro ci attaccavano. Però il Napoli in questo momento stava in un momento anche di forma, dove entra sempre in campo per vincere contro tutti. Poi devi vedere palla al centro, se hai la forza, se è una di quelle partite dove hai la forza, o se gli avversari si prendono il pallone, e quindi devi giocare di conseguenza.
Come la vedo, Mario, come la vedo? È tostissima. Si sono pure, loro hanno fatto pure parecchio turnover, si sono riposati. Proprio tosto. Scusa Valerio, ma questo è un arbitro di Serie A? Mario, io non ho paura di dirlo, anche oggi l'arbitraggio non mi ha convinto. Fragilità mentale? Purtroppo sì. Anche questo. Il pareggio è positivo, era meglio semmai con il Milan, ma comunque una grande cavalcata. Pareggio è positivo, non lo so, amico mio, non lo so, perché con le squadre che non sono del tuo rango devi vincerle tutte. Poi è chiaro, il Milan ci ha perso, tu ci hai pareggiato, puoi ragionare così contro il Sassuolo, però devi vedere le altre partite. Leggete Falco che dice. Leggete. Come si fa a criticare Spalletti per i cambi se a 3/5 degli stessi sono stati obbligati? Mertens sul 2-0 doveva essere sostituito per l'Atalanta. E io questo dico, Luca, alla fine col senno di poi è facile, però una volta gli diciamo i cambi troppo presto, una volta gli diciamo i cambi troppo tardi, una volta è potuto mettere chi le fa trasia a Rog, perché poi noi siamo anche così, ricordiamoci chi siamo, noi siamo quelli del Napoli che dicevano a Sarri che non faceva entrare a un asse a Rog. Siamo un po' tutti allenatori, come al solito. Dico solo che è uno schifo, io non so come sia possibile non punire un arbitro che commette certi errori. Vediamo se sarà punito, di solito no. Lo dico qua, tutti che fanno calcoli in base agli scontri diretti, perché poi a fine stagione se ci dovesse arrivare a pari punti, gli scontri diretti sono 3-4, puoi perderli anche andata e ritorno, ma restano neanche 15 squadre, vincere andata e ritorno 90 punti. Fabio, 90 punti. Va bene, 90 punti. Io invece no, io dico che con gli scontri diretti sono d'accordo che puoi steccare perché poi ti togli punti a vicenda, ma purtroppo hai staccato col Sassuolo e hai steccato col Verona. Sono due partite che devi vincere se vuoi avere un andamento da scudetto. Se poi vuoi avere un andamento da Champions League, questo fa parte del percorso normale. Cioè il percorso normale, ma i 90 punti sono complicati, devi fare 45 e 45. Il Napoli viene dai 43, se conferma i 43 dell'anno scorso è un bellissimo trend che puoi pensare di confermare se non succede il cataclisma di nuovo di tutti gli infortuni e riesci a reggere gli infortuni che hai adesso, che sono tanti, che sono purtroppo tanti. Mertens ai suoi anni in ottica campionato secondo me ha fatto bene, che ne pensi? Ti ripeto, Geco, hanno tutti ragione e adesso secondo me è giusto anche, a volte Spalletti ci ha detto alcuni giocatori devono entrare in forma, quindi devono giocare, hanno bisogno di giocare, lo ha detto per Zielinski e Zielinski è entrato in forma, bisogna dare atto a Spalletti. Zielinski è entrato in forma, ha migliorato la sua condizione, ha cominciato a segnare con continuità, oggi anche 2 assist. E un altro pallone l'aveva messo nel set di sinistra ed è entrato in forma. Probabilmente ogni giocatore è diverso, ci sono momenti di recupero diversi. Mertens lo vedo molto brillante, ma non lo so se scientificamente è un giocatore che deve rifiatare, che ne deve fare 70 e poi uscire, così per l'Atalanta ce l'hai bene, oppure se se ne fa 90 sai che magari per l'Atalanta hai un giocatore che sta a mezzo servizio e non te lo puoi permettere. Quindi sono discorsi che uno può ipotizzare, ma servirebbero delle competenze specifiche non solo da allenatori, perché poi gli allenatori fanno errori, ma proprio mediche. Capite come non è facile da dire. Luca Marelli, l'ex arbitro. Alessandro, Luca Marelli prova ad essere obiettivo, a non avere simpatie, eccetera, eccetera. Però quando analizza gli arbitraggi, lui dice sempre grande prestazione di questo arbitro, ha arbitrato benissimo. Qui ha sbagliato questa cosa, qua avrebbe potuto fare diversamente, questa qua il VAR l'ha aiutato, avrebbe potuto così, e elenca una serie di errori clamorosi che cambiano. Ha arbitrato benissimo. Boh. Quindi io sinceramente Luca Marelli apprezzo il lavoro che fa, perché molto spesso ci fa capire anche delle cose che noi da regolamento non conosciamo, certe frasi fatte che cerca di smontare, lo apprezzo molto, ma molto spesso va con questi giudizi, grande prestazione di questo arbitro e poi un sacco di errori.
rumori proprio peggio, musica discutibile. Oh, mi bloccano il canale. Maronna mia, no, devo spegnere il microfono. Continua, non è che se ne aiuta. I cafardi di Brooklyn mi demonetizzano veramente. La musica proprio sparate in da stanzetta, che non ho il copyright, mi demonetizzano sicuramente. Non si può proprio fare. Nel frattempo volano i messaggi. Che ci posso fare io? La prossima sarà una grande partita perché giochiamo con un uomo in più, il Maradona. E questo fare la differenza. Il Sassuolo era duro, lo sapevamo. Che Sassuolo era duro lo sapevamo, non c'è dubbio, Luca. Speriamo che ci sarà pubblico. Io oggi ho sentito un pubblico presentissimo allo stadio del Sassuolo. Sembrava dai microfoni quasi di stare in casa. Io sentivo solamente i tifosi del Napoli. Quindi c'era l'uomo in più e non è bastato, sinceramente. Sono arrivati i Zampognati. Ma hai sentito, Alessandro? Ma si sentiva proprio bene. Cioè io stavo veramente in difficoltà. Non lo so. Ma uno dei problemi, grazie Alessandro, uno dei problemi all'inizio stagione sono stati i 4 difensori centrali, di cui uno da separato e l'altro che si smezza tra centrale e terzino. Sì, ci sta. Buonasera persone, che il Napoli è buono solo se le vince tutte. Ne abbiamo vicini alla squadra, soprattutto quando i pareggi lasciano l'amaro in bocca. Alberto, poi vediamo, perché io non penso di farcela, perché benvenuto Attilio. Grazie Alberto. Vediamo magari se ho tempo domani, perché domani sicuramente uscirà il doppio video. Non mi interessa, potremmo fare il video dell'arbitraggio, però dipende da Gerardo Marino. Se Gerardo Marino fa un altro video dove ci fa vedere bene le immagini, se è andato in freva Gerardo Marino ce le fa vedere e magari lo analizziamo un'altra volta. E lo possiamo pure 2 giorni dopo, non fa niente, perché sono cose gravi e le voglio far vedere. Mi nervosisco perché la partita era in controllo, poi infortuni, ricambi che entrano già sulle gambe e arbitro che non fischia un fallo evidente, ti fa prendere un gol su palla inattiva. È un'analisi giusta, Roberto. È un'analisi giusta. Visto che anche io sono pompiere come te, stasera sto intossicatissimo proprio per via dei punti da mettere in cascina per la Champions. E ci sta. Ma che dici? No. Ma stai scherzando? No, aspettiamo conferme, non voglio dire cose. Fabio, hai rotto il cazzo. Penso, ho letto un messaggio che non ti prendo proprio. Ti blocco, non lo so, poi dopo controllo, ma ho letto un messaggio proprio brutto e quindi ti blocco. È stato buono. Gente di merda. Dovevamo fare il 3-0 per permetterci il blackout. L'Inter e la Roma, ma non so, dico che vi state rispondendo tra di voi, eppure ci sta. Grazie mille ragazzi, grazie a tutti, grazie a Polli. Sabato, a parte Napoli-Atalanta, c'è un'interessantissima Roma-Inter, sicuramente sarà interessantissimo, vediamo Mourinho che cosa vuole fare. Forse dovevi vincere con Sassuolo e Verona, però potevi non vincere con altri, tipo Fiorentina e Lazio. Ci sta il discorso, Gilda, ci sta. Con il Torino hai sbangata, ci sta. Ammettiamo, si va in Champions, poi l'anno prossimo sarà rivoluzione, Fabiano, Lozano, Insigne, questa è una buona squadra, peccato. Enzo, il discorso la rivoluzione, noi dobbiamo ragionare sull'età media, perché
l'età media del Napoli quest'anno è alta. Fai bene ad inserire Fabian perché andrà in scadenza e lì diventa tosta. C'è la questione Insigne che ovviamente tiene banco e anche Lozano che però per avere offerte importanti deve crescere di prestazione. Molti giocatori sono proprio, non dico sono nella piena maturità, quindi è complicata. Come valuti Mourinho che perde e dice che Zaniolo dovrebbe lasciare la Serie A? Niente di meno. Giuseppe, non ho ascoltato, quindi vado in difficoltà a commentare le parole che non ho ascoltato, le vorrei contestualizzare. Però Mourinho lo sapete com'è fatto, prende il microfono, la spara grossa molto spesso per attirare l'attenzione su di sé e nascondere un poco anche le cose di campo che a volte sono responsabilità sua e a volte responsabilità dei giocatori. Lo fa spesso come tecnica propria, una tattica sua, la dice grossissima e tutti quanti parlano di quanto grossa l'ha detta. La prossima settimana resterete primi. Vincenzo, non ci interessa la classifica, noi non la guardiamo, lo so che tu stai gufando, fai le cose tue. Stasera per 70 minuti la squadra mi era piaciuta, poi ci siamo schiacciati troppo e abbiamo pressato poco i loro portatori di palla, gli infortuni e l'arbitraggio hanno indirizzato la partita. Analisi corretta Claudia, ci sta. I rumori dall'alba, non lo so. State ridendo perché pensa come sto indietro con i messaggi, stiamo 5 minuti indietro praticamente. Sto 5 minuti indietro con i messaggi, sono arrivati Zambugnà. Sì, sto troppo dietro. No, Nando, lo faccio vedere ma poi non lo faccio vedere. Stiamo un po' su fan rating di questa piattaforma qua e un po' siamo dappertutto. Siamo ovunque ed è volato e sono volati tutti i messaggi. Ciao Extreme, vorrei mandare un messaggio di non criticare troppo Spalletti, così facendo si crea un ambiente ostile che non va tutto a favore di quelle che stanno dietro. E infatti ci dobbiamo andare piano. Possiamo analizzare tutto senza ostilità, ma ci dobbiamo andare piano, sono d'accordo. Allora, vediamo se ho recuperato tutti i messaggi. Sono volati tantissimo e questa live deve essere anche un po' più breve perché è tardi, perché tra un poco bisogna andare a dormire, perché tra un poco devo andare a lavorare. Ma visto che abbiamo questa fortuna di avere la disponibilità, vita natural durante, l'ho detta grossa. Vita natural durante. Guido Gentile, buonasera. Ascoltatemi amici, romani, concittadini. Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che l'uomo fa vive oltre di lui. Il bene sovente rimane sepolto con le sue asse, e così sia con Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso, grave colpa se ciò fosse vero, e Cesare con grave pena l'avrebbe scontata. Ora io con il consenso di Bruto e degli altri, poiché Bruto è uomo d'onore e anche gli altri, tutti uomini d'onore, io vengo a parlarvi di Cesare morto. Era mio amico, fedele, giusto con me, anche se Bruto afferma che era ambizioso, e Bruto è uomo d'onore. Sì, è vero, sul pianto dei miseri Cesare lacrimava. Un ambizioso dovrebbe avere una scorza più dura di questa. E tuttavia sostiene Bruto che egli era ambizioso e Bruto è uomo d'onore. Sì, è anche vero che tutti voi mi avete visto alle feste lupernali 3 volte offrire a Cesare la corona di re e Cesare 3 volte rifiutarla. Era ambizioso nella sua. E tuttavia è Bruto ad affermare che egli era ambizioso. È Bruto, voi sapete, è uomo d'onore. E io non vengo qui a smentire Bruto, ma soltanto a riferirvi quello che so. Ho avuto un attimo di problemi tecnici, ma ti ascolto, non ti vedevo ma ti ascoltavo e sono onorato di averti su questo umile canale
che cerca di fare cose diverse. Quindi Io avrei finito con oggi, capirete tra qualche mese, perché ho chiesto in prestito, chiaramente io non sono un attore, chiedo scusa al papà di Valerio, l'atto terzo, scena seconda, il celebre monologo di Marcantonio nell'opera immortale di William Shakespeare. sì, tutti gli amici stanno scrivendo. Basta riannodare i fili di questa stagione, anche quella scorsa, dove vi chiedo di essere pazienti, di seguirmi, di ragionare con uno spirito un po' più aperto. Non vi prendete collera. Lo so, è difficile, è scocciante, è frustrante, ma non bisogna cedere al lato oscuro della forza. Basterebbe dire perché per l'ennesima volta alla capolista viene mandato un arbitro così inesperto. Allora, Valerio, tornando alla settimana scorsa, perché poi non è che io sono fissato con certe espressioni, no? Un amico bellino diceva Orsato è scarso, eccetera. È un parere, diciamo, assolutamente garbato, legittimo. Valerio ne può pensare in un modo, in un altro. Però ti faccio un parallelismo col cinema. Se un film viene visto da tanti spettatori, significa che viene visto da tanti spettatori, tra questi anche tanti addetti ai lavori. Quindi significa altri colleghi che dice quanto mi piacerebbe recitare con questo attore emergente, la Amy Adam che poi è diventata insomma, quella grande attrice che è, ma anche tanti registi. Cioè, Steven Spielberg vede Hulk di Ang Lee, blockbuster, Glee, straordinario genio, grande sensibilità registica, non faceva un blockbuster. Si innamora della dolcezza, della fragilità, dell'umanità, degli occhi di Eric Bana, che è un cristianone di quasi 2 metri, e se lo chiama a fare Munich. Allora, una partita come Napoli-Lazio ha 150-160 nazioni collegate. Non usiamo quelle frasi che io le odio, agli occhi di tutto il mondo. No, significa che tante persone la guardano, tanti tifosi, ma tanti addetti ai lavori, e quindi tanti giocatori che studiano l'avversario, che dicono quanto mi piacerebbe. L'intervista oggi non l'intervista, la pagina del libro di Ibrahimovic, che guarda pure lui una vecchia partita, ma anche una partita in diretta. Ma lui non è un addetto ai lavori, ma viene guardata anche da addetti ai lavori che possono essere i tuoi colleghi, arbitri, o i designatori. Allora, è ovvio che nella relaction ti può dar fastidio un atteggiamento eccessivamente forse vanesio di Orsato, ma io, come ti ho detto, Orsato quella partita non la sbaglierà mai e quella partita è una designazione pilotata per far vedere di quanto siamo bravi e di quanto è buono il sistema arbitrale. Tra l'altro in quella partita al San Paolo, cioè sulla poltrona a fianco De Laurentiis, c'era il numero 1 del calcio mondiale, Infantino. Allora io ti domando, quell'atteggiamento ai tuoi occhi, casomai da tifoso, può dar fastidio, ho detto, ma Infantino non testimonia grande carisma? Standing ovation perché non ci ero proprio arrivato e gli amici Bellini devono subito dare atto a quest'uomo che sta alla mia destra in questo momento. Non c'era arrivato nessuno. Mi aiuta il cinema. È ovvio che dice, guarda, tra l'altro vederla dal campo è molto diverso. Tu hai visto tante partite come me allo stadio. Quindi chiaramente lui si è preso non gli onori nostri, non ce ne frega niente di Orsato, si è preso quelli importanti. Cioè, e ha detto, e quella partita sei sicuro che pure con la dissenteria che ha fermato Manolas non la sbaglierà mai? Ma poi perché non la sbaglierà mai? Attenzione, ascoltatemi bene, amiche belline, buonasera, e amici bellini, buonasera. Perché prima di tutto stiamo parlando di un lavoro e qualunque professionista ha l'ambizione, la giusta
ambizione, no? Non solo di fare al meglio il proprio lavoro, ma di ottenere i massimi risultati del proprio lavoro, e quindi non la sbaglierà mai. Questo è tornando indietro. Su oggi non posso dirvi nulla. Ho preso in prestito le parole di William Shakespeare, che cosa dovete sapere? Siete più bravi di me. Detto un primo tempo, io sono molto preoccupato per il futuro, adesso ti mando due o tre immagini, ma non per pessimismo, ma noi le avevamo, ho sentito un po' di banalità prima di collegarvi con voi, e quindi sono totalmente contrario a quelle banalità che ho sentito un po' in giro per le TV. Noi abbiamo portato a usura, e le abbiamo viste nel corso di questa settimana, i nostri diciamo rischi, no? Perché poi ti può andare bene o non ti può andare bene. Adesso li vedremo numericamente alla mano. Io ho trovato un Napoli molto paziente nel primo tempo, con una squadra che, come c'era stata dipinta, non ha fatto quel tipo di partita, ci ha aspettato basso, poi ha qualità, e quindi quando ripartiva è stata anche pericolosa. Abbiamo un semi fuori classe, io non voglio manco dire che Mertens è fuori classe, però ha sempre avuto questa qualità da quando ha messo piede a Napoli, e sempre di più. Non esce dalla partita, è un ragazzo che anche quando la partita è difficile, e quindi ti va a prendere quella palla sporca che non succede niente, te la va a riprendere, non succede niente nel primo tempo in mezzo all'aria perché ti chiudono in tre, nel secondo tempo però diventa quel passaggio che smarca Zelinski, lui la dà a Fabian Luiz. Perché? Perché tu non sei uscito dalla partita, manco quando non riuscivi a trovare l'imbucato. Poi fa quel gol, ragazzi, controllo di esterno destro, inserimento nei tempi giusti, palla incrociata dall'altro palo, ti alzi in piedi e applaudi, perché questo è il gioco con l'esercizio del potere e tutto quello che stiamo vedendo, che è andato molto peggio rispetto a quelle che potevano essere le previsioni, anche perché ci sono possibili reati di frode fiscale, di falso in bilancio, quindi non ne parliamo proprio. Secondo tempo purtroppo abbiamo sofferto la fisicità, ed è quella che soffriamo sempre. Qua non è stato un fatto di tempo effettivo, eravamo tutti top player, no? Perché anche Dem, che è entrato, cioè lì ci ha messo lo zampino la sfortuna, e adesso siamo veramente in piena emergenza. Abbiamo Guido, bisogno... leggi qua, ti interrompo, leggi qua. Sì. Sì. Bello. Grazie, Amici bellini Valentino. attenti, e anche... Voglio specificarlo, perché non vorrei lanciare un messaggio sbagliato, nel senso che voi sapete che io sono per la sportività, mi piace vedere il calcio, bel calcio, eccetera. Attenzione, io hai fatto una buona domanda, e non ci ho dormito la notte perché non mi sono espresso bene. Non mi piace quando un arbitro sbaglia e continua a sbagliare. Vi faccio un esempio: dà un rigore che non c'è, succede un casino, e nel secondo tempo casomai dà un rigore che non c'è alla squadra avversaria. Io preferisco che non lo dia, oppure che c'è lo stesso rigore, cioè c'è Napoli-Inter, rigore per l'Inter che non c'è, si innervosisce la partita. Nel secondo tempo c'è un rigore per l'Inter, tu non lo dai, e a fine partita espelli un giocatore lì, fai un disastro. Non mi piace, non mi piace. Allora, quello che io intendevo, tu ti devi far sentire il primo e secondo tempo, perché proprio perché io pretendo che faccia uscire il mio allenatore la permalosaggine e la scarsezza di questi altri fino in fondo, senza alibi, non una attenzione, un monito, un'esortazione, un spingere a fare nervosire le partite. Oggi mi è piaciuto Mertens, non c'era manco un fallo, un giocatore del Sassuolo a manco 10 minuti del primo tempo già incominciava a sclerare, è andato a abbracciarsi, alzati calmo, ma giochiamo, eccetera. Spalletti oggi mi è piaciuto, ho detto, io mi sono scocciato di vedere continuamente protestare tutte le altre squadre. Non so se ha sentito Guido Gentile, ma non ho questa presunzione perché non sono nessuno nella vita, però ha detto quello che ho detto io, ma perché a me scoccia, cioè io voglio vedere giocare a pallone. Ha detto i nostri ragazzi non protestano mai, oggi protesto io, basta, perché ha detto questa filosofia, ho capito, che non produce vantaggi. Quindi tu che speravi di aspettare fine anno, Valerio, no, abbiamo aspettato la 15ª, perché comunque è dalla designazione che tu capisci. Poi può fare una partita splendida questo ragazzo, no? E non l'ha fatto. Ma io non me la prendo con lui, lo sapete. È da designazione che tu per la quarta trasferta mi metti un quasi esordiente e mi vai a mandare i migliori in Serie B. È un messaggio che mi stai mandando. Ma è brutto
è un uomo d'onore, ricordatevelo, un uomo d'onore. Questo è un altro dettaglio che io non sapevo. Cioè c'erano arbitri migliori Basta disponibili. Certo, disponibili, che tu hai mandato in B. Perché? Siccome la prima volta poteva essere un caso, Roma, no? A Verona, ci sa. Però guardate, Roma, Verona e Sassuolo sono usciti 3 pareggi che ci lasciano la mano in bocca con le nostre colpe. Oggi il pareggio è tutto, diciamo, arbitro e sfortuna. E io non sono uno che sta a piangere. Fortuna perché hai perso Fabian Ruiz e ti è cambiata la partita. Non perché Demes, cioè perché ti mancava già Anguissà. Oggi con Anguissà questa partita non la perdi, perché abbiamo perso tutti i contrasti, perché siamo leggerini, non perché sono scarsi, perché Napoli ha giocato a pallone, ha cercato fino all'ultimo, anzi se avesse buttato qualche palla in tribuna, ma io sono contento che la mia squadra non simula, non butta le palle in tribuna, non fa il gioco sparagnino, non circonda l'arbitro. Addirittura ci siamo presi 2 gol sul fallo subito, uno solo è stato annullato. Ma voi avete visto quando è andato al VAR che non lo stavano facendo andare a VAR? Lì dovevano scattare i cartellini rossi, non a Spalletti. Ho visto Dionisi che ci andava. Cioè, che è dovuto intervenire il quarto uomo, ma fallo andare. Cioè, addirittura gli stavi impedendo manco fosse la partita che ci andiamo a fare a calcetto nel campo abusivo vicino Central Park, manco quello ufficiale, per dire. Ma stiamo scherzando, questa è la Serie A. Però con i riflettori puntati in tutto il mondo, mi mandi giustamente Orsato in una partita tra l'altro che non è con l'Inter o Juventus. Perché? Perché devi far vedere che il sistema funziona, non va bene. Cioè, oggi la scena, quello che mi ha fatto veramente intristire, che la persona più importante del campo, l'arbitro, non può andare a vedere il VAR perché lo circonda, un giocatore si mette tra il monitor e lui, è una scena deprimente. E lui non fa nulla, non caccia cartellini, quel giocatore andava espulso. È stato espulso Spalletti, gli avrà detto quello che gli ha detto, non lo so, io non l'ho sentito, io l'accetto l'espulsione, ma non è possibile, si era detto, no, che l'arbitro deve andare, nessuno si può mantenere manco vicino a guardare che cosa sta guardando, cioè, è una scena che testimonia qual è lo stato di salute del calcio italiano, anche come educazione. Poi parliamo di calcio, purtroppo oggi è venuta meno la fisicità. Il Sassuolo non è una squadra come, perché l'altro monito io ve l'ho lanciato, signori, attenzione che noi avremo una lotta per la salvezza che non avremo, perché abbiamo capito che Genova, Salernitana e Cagliari sono già squadre da Serie B. Poi può darsi che fanno grandi acquisti a gennaio là, ma per ora sono nettamente inferiori agli altri e hanno pochissimi punti. Ragazzi, queste squadre fanno 15 punti, devono fare 26 punti nel giro di ritorno, e quanti ne farà poco più la Roma, cioè, non scherziamo. Una volta che tu dopo le prime giornate non ingradi, molli e avrai 8 squadre che non lottano per nulla. Però il Sassuolo con certe squadre si impegna, con altre no, più che altro non diventa competitivo il campionato. Il problema è che noi adesso, nel momento decisivo della stagione, perché questa partita non è decisiva, era una partita propedeutica e a questo punto diventa propedeutica male, perché hai perso 2 punti. Ti sei giocato gli unici 2 bonus, no? I famosi 2 pareggi con le altre, adesso con gli altri 2 dovrai per forza vincere, ma tu le devi sempre vincere le partite, perché non esistono partite facili. Chi ha fatto quella griglietta, no? Quelle domeniche, adesso che cosa dovremmo dire? Il fatto vero che purtroppo il Napoli negli ultime domeniche, con 15 punti a disposizione, ne ha fatti 8, l'Atalanta 13 e l'Inter 13, il Bologna 12, la Juve con tutto che la perculano, cioè ne ha fatti 9 ed è in crisi. Quindi, siccome ho sentito dire in trasmissione, ma siamo la prima in classifica, però l'andamento è che la Juve, allora se la Juve me la dite che è in crisi e la sbeffeggiate, ha fatto un punto più del Napoli. Sì, dico a Fernando che ne abbiamo parlato spesso della designazione, insomma, del sorteggio integrale, e che era una cosa che sicuramente almeno ti lasciava il dubbio che è sfortuna, ti è capitato quello scarso, quindi abbiamo parlato spesso. Sì, però Gilda, mi spiego ancora meglio. Sì. Il calcio è uno sport meraviglioso se dovessimo parlare solo del campo. È anche molto, diciamo, complesso perché tu devi gestire una cinquantina di persone, no? Tra
colleghi, fisioterapisti, magazzinieri, giocatori, senza considerare possibili lamentele delle mogli dei giocatori, i procuratori, diciamo solo quello che è lo spogliatoio è questo. Quindi già quello è una sfida affascinante. Tu devi essere credibile sia da un punto di vista del carisma, delle soluzioni tattiche, sia da un punto di vista proprio della, se tu dici Elmas giocherai e poi ti rimangi la parola, ma a questo punto devi essere anche credibile, come lo è stato negli anni migliori Mourinho, che io difendo fino alla fine i miei uomini, sia nei confronti degli agenti esterni che di altri agenti esterni, tipo la stampa troppo invadente. Cioè, allora, noi non sappiamo determinate cose che uno si può essere detto nello spogliatoio, no? Tipo, tu puoi iniziare la stagione e detto, ragazzi, impostiamola così, voi non potete, ci penso io, diamo questa impostazione, vedete che otterremo i risultati. E ci stai buono. Poi non lo sappiamo. Io invece non sono quello che non si mette a raccontare le bugie che quello ho detto nello spogliatoio così. Casomai un Insigne dice mister sì oggi abbiamo vinto però comunque c'era il rigore qua, hai detto no ma stai sereno. Alla 10 ma mister però qua stiamo sereni. Tu lo sai, io se fossi un giocatore a determinate osservazioni le farei ma col sorriso, no? Alla 15ª tu devi essere anche credibile come uomo. Cioè se Rachmani ti dice però mister mi hanno spinto, perché l'hanno spinto, si è visto 2 volte, no? Mister che gli deve dire, cioè, se lui dice no, non rompere le scatole, incominci a incrinare, cioè lui deve salvare prima di tutto il rapporto con i suoi ragazzi. Allora a questo punto che si fa espellere, sai che se ne frega, permettetemi, perché la situazione, tu non le sai le vere dinamiche delle spogliatoie, perché poi 2 anni dopo escono e sono totalmente diverse da quelle che ti avevano raccontato, si sono riuniti, ha detto questo, ha detto quell'altro, ha detto questo là, però le dinamiche degli spogliatoi, avete visto la serie, no? Cioè vi immaginate, c'è stato mai raccontato che Ronaldo e Quadrado non si potevano vedere mai? No, c'era raccontato che andavano a cena insieme. Gli spogliatoi sono affascinanti e sono delicati. Io credo che ci sia stato un malcontento nel corso di queste settimane e Spalletti ha agito come libero uomo. Io non lo né giustifico né condanno, però quello che dico non so tutte le dinamiche che si stanno sviluppando. Sicuramente sono dinamiche importanti perché c'è gente, oggi c'è stato un fallo che ha molto ricordato il famoso fallo di Pjanic, no? Che è stata data ammonizione a Berardi e lui ha protestato come un'ira di Dio. Quella è vigoria spropositata, no? Quindi è fallo e si è visto che va e ammonizione. Mi veniva da sorridere perché c'è stato un minuto di proteste. Allora tu lì immaginate i fantasmi, anche se non è una partita decisiva, è l'ultima, i fantasmi che possa avere un giocatore. A Napoli si è sottovalutato il trauma di una stagione che fu logorante per quanto riguarda un certo tipo di sistema e nessuno ha fatto nulla perché poi Gattuso out come l'anno scorso. Io sono sereno perché per quanto mi riguarda lotto per il 5º posto. Se arriviamo quarti è tanto di guadagnato, lo vedo sempre più a rischio per come si stanno sviluppando le cose. Non mi stupisce tutto quello che sta avvenendo ed è la punta di nulla, manco dell'iceberg, è veramente nulla rispetto a quello che avverrà che non conosciamo. Quindi massima serenità, ma criticare per un'espulsione oggi no. Tra l'altro sono 2 errori. Secondo è grave che l'arbitro non l'abbia visto, Valerio. Cioè, È proprio grave. Infatti ci stanno amici che stanno dicendo il VAR ci sta per questo, per aiutare, ma il VAR, a parte che sono altri arbitri, quindi siamo sempre lì, però quella si vede proprio in diretta. Sì, però per nostra sfortuna sulla prima c'è sempre questa ambiguità che non poteva intervenire secondo alcune versioni, e lì c'è la famosa filosofia di Guido che ogni gol dovrebbe essere soggetto automaticamente, togliamo queste ambiguità, però è andata così. Quello che è preoccupante è che noi adesso abbiamo Guissà fuori e con l'Atalanta servono giocatori di qualità e fisici. Certo. Abbiamo Fabian Ruiz sicuramente fuori per almeno 3 partite, Koulibaly sicuramente fuori per 2 o 3 partite, Manolas che non gioca da un sacco di tempo, e quindi Insigne non lo sappiamo,
Lobotka deve fare la terza consecutiva. Sì, adesso se vuoi ti mando un primo Sì, file. mandami quello che hai. Nel frattempo io ti leggo questo messaggio di Gianni che è No, proprio... vabbè, il messaggio riguarda il cinema, lo ringraziamo, è carino. Venerdì ci sarà È stato l'amato di Dio come video recensione dedicata a tutti voi, e poi Valerio ve la penso segnalerà per chi non mi conosce, perché insomma almeno ci ricreiamo. Mi sono molto Guido, divertito. mentre tu cerchi le cose, fammi dire una cosa in inglese perché c'è una specie di attacco mediatico. No, ti spiego benissimo. Allora, vabbè, Guido ti chiede una parola di conforto e arriverà, qua Giacomo arriverà sicuramente. No, l'attacco è questa qua, devo spiegare agli amici italiani. I will donate money, please play other channel. So, il problema è, io tenevo un account di gaming, lo spiego agli altri amici che magari non stanno capendo quello che sta succedendo. Avevo un altro canale di gaming che voglio recuperare, mentre proprio dicevo questa cosa, e lo recupererò, ritornerò a fare i giochini che facevo, eccetera, eccetera. Nel frattempo si stanno facendo, penso, account a ripetizioni e stanno spammando l'impossibile. Play Castle Crash, quindi tutti i messaggi che vedete in inglese in questo caso non riguardano assolutamente il calcio, ma riguardano il mio account di gaming, e quindi stanno come i pazzi. Cioè io sto bloccando in tempo reale tutta una serie di account, ma o stanno proprio col bot o stanno tutti insieme, si sono messi d'accordo e mi chiedono di giocare. Io sono anche onorato che mi chiedano così. Guys, for Castle Crash fans and whatever, stop messaging on this channel and stop messaging on this live streaming, otherwise I will never go back and I will delete my other account. Stop messaging because enough is enough. I will be back, but you have to stop right now. Guido, a te. Allora, innanzitutto dovreste stare molto sereni, non prendervi collera. Era molto importante, non è seccia, scaramanzia, ma proprio esperienza, saggezza di chi ha visto troppi campionati, ma più che altro li ha visti con attenzione, se li studia, si ricorda bene, perché poi anche come legislatore si ricorda le cose, no? che è sbagliato. Adesso state capendo perché uno era prudente di godersi anche ogni singola giocata, ma non prendersi collera, perché in realtà quello che sta succedendo oggi, come è successo, non è nulla di nuovo, cioè l'abbiamo sempre visto. Se ci prendiamo di collera facciamo il gioco loro. Quello che dispiace, quello sì, per quanto mi riguarda, non che dispiace non avere tutti gli effettivi, ma innanzitutto perché poi ne viene meno la qualità del gioco. Oggi abbiamo visto per almeno 63-64 minuti. Io sto sentendo ha sbagliato Spalletti perché ha tolto via Mertens, ma lo doveva togliere via, abbiamo solo lui, ma stiamo scherzando? Se si prende hai capito? Perché poi come si fa? Gli abbiamo detto cambi troppo tardi, mo gli diciamo cambi troppo presto. Prendi l'ultima, non la prima, che casomai te l'ho messa per ordine, una è alfabetico, l'altro già per minuti decrescenti, che forse l'altro anche parte da Di Lorenzo. Bravo, prendi quella lì, che può essere più comoda per le amiche e gli amici bellini, spero. Perfetto, ce l'ho. Parte da Di Lorenzo, già ho capito tutto. Questi sono i minuti in campionati ad oggi. Io chiaramente ce l'ho per ordine alfabetico del giocatore, l'ho fatto anche, li ho infatti anche per ordine di minutaggio, no? Chiaramente il primo è Di Lorenzo. Se voi vedete per esempio Demme, è vero che Demme le prime partite era grigio, e come sapete ormai grigio significa che non è convocato per infortunio, non disponibile, però dalla sesta in poi, dalla sesta alla 12ª, non è che avesse accumulato tutti questi minuti, poi è stato fuori per Covid, 17-29. Stessa cosa per Lobotka, che ha qualche minuto in più perché fece le prime partite, è stato fuori poi per indisponibilità dalla terza alla settima, ma dall'8ª alla 13ª ha fatto 0 minuti. Perché? Perché andate a vedere Fabian Ruiz, a parte appunto la prima partita e un'altra volta che è stato sostituito, se le fatte tutte, aveva 15 partite su 15 e ha 80 minuti di differenza per quelle piccole sostituzioni rispetto a Di Lorenzo. Cioè Di Lorenzo è il Superman della stagione, 1432 minuti, cioè tutti
cioè su Napoli ha giocato fino adesso in campionato 1432 minuti. Fabian Ruiz ha giocato 1351, piccole sostituzioni, no? 82esimo, vedete, alla quarta, no? Non ve le cito tutte. Non ha giocato in Europa League, infatti se tu vedi l'altra immagine che ti ho mandato, e qui vi potete poi divertire a vedere tutti i giocatori, quindi la famosa losa profonda è che tu hai pochi giocatori che hanno già più di 1000 minuti, molti giocatori che ne hanno meno di 200, Petagna, Meret, Juan Jesus, Unyunas, Demme, Malquizza, no? Cioè in realtà tu hai metà della rosa, anzi già andiamo da Lobotka in poi, tu hai 14 giocatori che hanno meno di 400 minuti, sono tanti, 14 sono tanti. E adesso avete visto piano piano che vai avanti nella stagione, stanno aumentando gli infortuni e più giocatori hai indisponibili, più facendo gli scongiuri sei a rischio che un giocatore che sta ogni volta, diciamo, andando oltre i suoi limiti possa avere un infortunio muscolare. Non è solo sfortuna, chiaramente, ma è anche purtroppo un rischio, diciamo, calcolato o obbligato. Se vedi l'altra immagine, Valerio, sempre cortesemente, sì, quella precedente, a questo punto non replichiamo, sono i minuti totali, compreso l'Europa League, dove... Okay, quella verticale. Sì, quella esattamente, perché dove la situazione non migliora, nonostante qualche concessione ad alcuni giocatori. Chiaramente Di Lorenzo, che ve lo dico a fa, Koulibaly, e chi è al terzo posto? Fabian Ruiz, che comunque quasi è arrivato a 1600 minuti, 1597, perché per esempio l'ultima partita l'abbiamo dovuto fermare in Europa League, un'altra l'hai sostituito, però sono sempre 1500. Mario Rui 1535, no? Rachmani, Anghissà, Insigne, Zelinski, Lozano. Poi abbiamo qualche minuto in più Politano, però anche qui Manolas 514, considerando che unisci due competizioni e non è solo il campionato, e ce n'hai uno a 2000 quasi, 1928, no? Demme 245 grazie a Yunus, quindi abbiamo sempre quei 10-11 giocatori che sono lo super zoccolo duro e 14 che devono entrare nel minutaggio. Il problema è che adesso dovranno per forza entrare nel minutaggio, ma il diavolo ci mette le corna. Il problema è che si sono fatti male tutti i giocatori più alti e più fisici. Nel momento che tu incontrerai l'Atalanta, squadra più fisica del campionato, e l'Leicester, squadra inglese che giocano ad alte velocità. Non bene questo. La domanda che nasce spontanea dopo questo discorso: ma Di Lorenzo giocherà sabato? Penso proprio di sì. Sì. Considerando, scusa amico Bellino, che il Marquit ha 155 minuti in campionato e in Europa League complessivi, e Gulam 7, perché comunque però dobbiamo dire, infatti è arancione, in Europa League non può essere schierato perché non è nella lista. Esatto. Ci spiegate perché Gulam non gioca, Carlo? È perché Gulam è da considerare infortunato. Lo porti in panchina, ma probabilmente non ti dà garanzie fisiche di nulla. Avete visto oggi il Napoli è vittima della sua onestà, cioè ha concesso 30 minuti di gioco effettivo nel secondo tempo, che è la più alta percentuale delle Serie A fino ad oggi, e quindi tu hai dato la possibilità di fare molte azioni agli avversari. Ieri si è lamentato Tudor che si spezzattava troppo quando l'ha fatto con noi, no, quando l'ha subito dal Cagliari. Ragazzi, però perciò poi in Europa facciamo queste figuracce, perché ragioniamo sulla singola partita, quando ci va bene e quando ci va male. Non c'è questa filosofia invece di ampio respiro. Noi oggi, perché siamo polli, oppure perché il Napoli cerca di giocare a pallone, ha fatto giocare tanto a pallone l'avversario, e tempo effettivo elevatissimo, addirittura, come vi faccio vedere, il secondo tempo è sempre di meno, invece significa dar tante azioni, tanta continuità, quello che abbiamo fatto divertendoci con la Lazio. Noi tempo effettivo nel secondo tempo
30 minuti e 24 e non si sono dati manco i 7-8 minuti di recupero. Nel primo tempo 29-54 è la partita in Serie A che ha avuto maggior tempo effettivo. Ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti a prendere 2 gol. Però è una filosofia che io assolutamente non solo non mi sento di condannare, sono orgoglioso che una squadra provi a giocare a pallone, cioè non è che qua dice vabbè ma ci hai rimesso un pareggio, non fa niente, nel senso sono coerente. A me non piace chi si butta continuamente a terra, fa finta che ha preso un bazooka in faccia, perché poi vai. No, ti chiedevano, oltre alle sostituzioni che cambiano la squadra, ho notato che dal punto di vista mentale siamo proprio calati l'ultimo quarto d'ora. Pensate che una squadra al vertice possa avere tale cali di Guarda, lucidità? io oggi, l'ho letto, oggi mi sentirei di dire, ma è un'opinione, non è un fatto, da come ho rivisto, percepito la benzina, che non è stato invece il braccetto corto, la paura, cioè è stata proprio l'incapacità di fisica. E poi c'è anche da dire che ci sono state 2 o 3 azioni molto belle, fermate con falli che non c'erano. C'è stata un'azione di ripartenza pulitissima dove Lobotka ha preso la palla, ha anticipato pulissimo. Il replay è stato inquietante perché proprio Di punta, proprio con la punta del piede. Esattamente. Se ne stavi andando 3 contro 2, non solo non te ne sei andato, quindi, ma hai dovuto subire una punizione dalla 3/4 e quindi dare di nuovo pressione alla difesa. E ce ne sono state 3 o 4, dico, quella è stata la più clamorosa perché poteva essere potenzialmente anche un'azione difficile. Cioè mi sento di dire che oggi non c'è stato, perché la squadra è in fiducia, cioè fare quei 2 gol con una partita così rognosa nel primo tempo significa che tu di testa ci stavi. I primi 10 minuti sono stati di grande intensità, quindi già tu hai visto la squadra che non è venuta in vacanza, la classica partita a Reggio Emilia dove abbiamo buttato spesso punti. No, proprio siamo venuti meno fisicamente. Cioè noi avevamo Lobok, Dem, Zelischi, cioè tutti bassini. Tutti, io non mi sento di condannare Cici, perché può darsi oggi Mertens la svanghi, perché comunque è un po' più difficile marcarlo, poi lui è chiaro, per esempio l'assenza di Mertens si è sentita, ragazzi, e vedete quanto invece è importante, perché lui fa un lavoro di difesa, di attacco sulla palla, sui portatori, di pressione incredibile, che è un lavoro dispendioso, oscuro, ma che ti fa guadagnare tante azioni, tanti tempi di gioco che altri non fanno. Non possiamo manco prendercela con Petagna perché è entrato cazzuto in campo, non è entrato, non si è visto Politano, cioè non ha dato, tranne che aver fatto 2 falli. Però le 2 settimane di stop, le 2 partite di stop per Covid le devi pagare, che fai? Non lo metti in campo? No, credo che oggi proprio fisicamente ci hanno fregato e non è stato il braccio del tennista, il braccetto corto, come si dice, credo, poi Guido, questa è una curiosità che onestamente non ho rivisto. Vorrei capire la chiamata. Non so rispondere, non perché non voglio, perché lì è uno di quei casi che vorrei chiedere all'arbitro: scusa, mi dici che cosa hai chiamato? Tu dici ho chiamato fuori gioco, ho chiamato fallo di mano, ho chiamato che il cellulare era irraggiungibile. Non so rispondersi, perché siccome non mi piace raccontarvi fesserie, non l'ho capita pure io, perché comunque almeno ci hanno degnato di un replay, è il replay che mi ha inquietato. Perché in diretta potete confusione succede, il replay non abbiamo che fuori gioco non era, questo di nessun giocatore, non c'è stato un fallo di mano, carica sì, qualcuno dice sto fatto il fallo di mano, ma sinceramente io non l'ho visto, perché se è fallo di mano era talmente addosso al polpaccio, no, al polpaccio, alla coscia. Non l'hanno dato, quindi. Ma veramente assurdo. Siccome si è lamentato anche di brutto l'allenatore del Sassuolo, no? Che del gol che si sta pure lamentando, ho detto vabbè. Ma veramente detto bene, inquietante certi replay. Ma inquietante la destinazione, cioè ti fa capire che tu non sei vista come la capolista, anche se ci stai meritatamente per ora al primo posto, significa che non è quello ragazzi, il calcio è esercizio del potere e non è una fissazione. Allora Valerio, se io ti faccio una domanda, perché Chiellini durante il ritiro della nazionale parla di Superlega e di che in Serie A non meritano di stare certe squadre?
Allora te la riformula questa domanda. A che titolo sta parlando? Si è frizzato vigilia... l'esercizio del potere. L'esercizio del potere ti hanno frizzato. Sì. Alla vigilia di una partita sì decisiva, quella è decisiva con la Svizzera, sei dentro o fuori, cioè dentro significa anche non rifare un certo tipo di programmazione perché non devi fare i playoff, e significa anche per le squadre nazionali non dover fare quelle partite con quello stress a marzo, quindi veramente decisiva, lì la possiamo dire che l'addizione decisiva ci sta. Quindi da un punto di vista sportivo non c'entra niente, da un punto di vista motivazionale non c'entra niente. A questo punto io vorrei capire, stavi parlando a titolo personale, a titolo personale tuo, a titolo personale di parlare della Juve? Perché la federazione non gli ha tirato le orecchie? Perché nessun giornalista non gli ha tirato le orecchie? È proprio così. Allora, perché io dico, è opportuno, uso la parola opportuno, che tra i 3 sponsor principali nazionali ci sia anche la Fiat, è legittimo perché non c'è una norma che lo impedisce, ma è opportuno, sì, se tutto il sistema è trasparente, tutto va bene, ma appena c'è un ingranaggio, poi tu alimenti determinati tifosi che poi sono un po' troppo di pancia. È opportuno non fare un bando nazionale per il nuovo logo e dare incarico diretto all'Apple? Allora, posso fare di questi esempi, ne posso fare 50. Però se questi 50 riguardano tutti la stessa squadra, a questo punto è come la famosa scena di Fantozzi del pane, no? Dice, apriva i cassetti, pane, gli venne un leggerissimo sospetto. È la stessa cosa. Cioè, pensi, se fosse un po' distribuito, tu dici, un po' distribuito. È la stessissima scena. Poi al posto del pane trovate lì. Tra l'altro impedendo anche la possibilità non solo di far concorrere più persone, ma pure che vince Valerio, poi fai la mostra di tutti i loghi fatti da altri artisti che non sono stati presi in considerazione e fai un evento artistico che gratifica anche, chiamiamoli, di sconfitti. Invece con incarico diretto, quello è ciao, te la vedi tu. Per la nazionale, cioè non è dici sono la Juve, sono fatti come disse là, no, noi rispettiamo le regole. Sì, ha detto questo, quindi non era una battuta. A casa nostra facciamo quello che vogliamo, però quella è la nazionale. Però nessuno ha detto nulla. Non è che ha detto, scusa, Chiellini, l'hai fatta fuori dal vaso, scusa, concentrasi su quella Svizzera, perché quella è la partita importante. Guido, questo per chiudere, poi ti leggo questo messaggio, per chiudere questo discorso, anzi per integrare il tuo discorso. Quando si fa una serie TV, ok, e prendo l'esempio di All or Nothing fatta da così, tu mi hai detto, io ti ho chiesto in privato, quanto si gira e quanto ci arriva in percentuale, perché loro fanno le riprese tutti i giorni, tutte le partite, tutti gli intervalli così, e ci arriva una minima parte, ci arriva forse l'1% di quello che hanno girato. In quello che ci è arrivato c'è una frase di Chiellini che dice: per essere un vero italiano devi essere un liar, devi mentire, cioè non devi solo simulare, buttarti, ma devi farlo proprio con convinzione, non solo urli. Cioè quello è addirittura scelto di farlo arrivare in giro. Cioè quella poi sarà l'immagine, perché hanno fatto Manchester United, hanno fatto Tottenham, faranno Arsenal e la Juve. L'immagine dell'Italia è quella là. E resta allora, poi l'iconica di Chiellini che si tira a quello. Ti faccio un'osservazione numerica. No? Le partite sono 38. No? Gli intervalli sono di 15 minuti. Se moltiplichi 38 per 15 minuti sono 570 minuti, che è già di più della serie chiamata. Per darti l'idea, senza montaggio, se io riprendessi solo gli intervalli e del campionato, in realtà poi c'è la Coppa Italia perché l'hanno vista la Champions League, gli allenamenti. Mediamente tu di quanto monti, quanto giri, c'è un rapporto enorme, anche di 2001 a volte, il famoso in questo caso tra allenamenti, litigi, partite, eccetera, sarà una percentuale mostruosa, bassissima. E in più c'è anche un altro aspetto che devi considerare, no? Che questo è, diciamo, una docu-fiction, no? Se nel cinema io comunque una sceneggiatura, ci può essere l'improvvisazione, però
intanto dobbiamo girare quel numero di scene quel giorno. Nel calcio l'unica certezza, sai, che la partita dura, facciamo 96 minuti, no? 45 più 3 minuti di recupero, 45 più 3 minuti di recupero, più l'intervallo. Però tu non sai di questi minuti quelli che ti serviranno, quindi devi riprendere tutti. Chiaro. Quindi Come il già VAR, questo devi registrare tutto. sì, devi riprendere tutto. Quindi la percentuale che ci sarà arrivata, poi un giorno proverò a fare un calcolo, una stima, sinceramente non mi sono messo a farlo perché non è che non ci ho pensato, ma sarà molto bassa. E lì poi dipende da quello che vuoi raccontare, che poi quello che vuoi raccontare anche in base a quello che è avvenuto. Tu lì fai vogliamo dire che è stata fortuna, che fai un salto nel buio, ed è stata fortuna. Io però che vengo da questo mondo che è il massimo del professionismo, perché rispetto agli altri mondi, il mondo del cinema ha una cosa in più e forse che anche quello in meno, nel senso che vi lavorano più professionalità e tutte al massimo della loro professionalità. Cioè se nello sport, nella musica, vi lavorano solo le professionalità di quel settore, e adesso si sta un po' allargando, che puoi dire abbiamo il nutrizionista nello sport, che prima non c'era. Nel cinema tu c'hai dal tassista, e ci sono poi che ti deve portare ogni giorno sul set, al regista, il produttore, passando per gli elettricisti, i tappezzieri, cioè figure che noi non consideriamo, no? Per dire, noi consideriamo solo il regista, il direttore fotografico e gli attori, ma ci sono tantissime figure, tant'è vero che un film scarso è fatto da 100 persone, ma i film ormai, quelle produzioni, sono fatti da migliaia e migliaia di persone, e tu ovviamente più soldi hai, più ti prendi il massimo. Morale della favola, io trovo molto difficile che il cinema, che sia così esasperato come anche di finzione, in particolare la televisione, che è ancora più calendarizzato, no? Perché è proprio calendarizzato, mentre il cinema, Guido, arriva al punto. Tu che devi arrivare che al primo weekend devi incassare quei soldi, quelli là tu sai che hai 3 stagioni, una stagione di 8 episodi. Quindi no, è quello che non volevo dire, è molto difficile che tu fai investimenti al buio, Valerio. Esatto. Non lo volevo dire. Lo so, però dovevi arrivare. Stavo cercando di non dirlo. Mentre Gigione ci chiede se il calcio è esercizio del potere, ma allora che vediamo a fare il campionato se non ci chiamiamo Juve, Inter o Milan? Che per poi passione. È un po'... Per l'emozione, bravo, cioè non lo dovremmo nemmeno più spiegare, proprio perché non è che dobbiamo vincere, non siamo mai stati costretti a vincere, è perché Napoli-Lazio 4-0 è un'emozione che non si toglie più, perché tu vai a fare il confronto con Napoli-Lazio 4-0 del 1985 e ti trovi: abbiamo vinto, vinceremo quest'anno, non è detto, nell'85 vincemmo, fu un'annata in cui non ha importanza, proprio per questo. Che gol che ha fatto? Che gol che ha fatto da calcio d'angolo. Hai capito? Bravo, questi sono gli esempi. Passiamo quindi a una squadra di campo. Sì, rispondiamo. Quindi Sorrentino, tanti anni dopo, dice questa battuta, e per chi c'era come me, chi se lo ricorda, chi poi ha visto quelle immagini, quel famoso 4-0, allora quel campionato non vincemmo, no? Non è il campionato dello scudetto, quel 4-0, Valerio. E allora quell'emozione va sprecata? No, noi lo siamo per le emozioni, per la gioia e per l'amore che uno può provare per una città, per una maglia, cioè, con la consapevolezza che vinceranno quelli 3. E se tu hai questa consapevolezza, dormi sereno. Vedi, no, è così che deve salire, proprio che ci pigliamo meno collera. Zielinski al posto di Fabian è un ass sottopunta contro l'Atalanta, come lo vedi? Lui non lo vuole far giocare Jonas sottopunta perché ha detto che spreca determinate qualità, e io dico che poi prima o poi saremo costretti. Penso che saremo costretti, ma no, forse giocheranno Demme e Lobotka al centro e giocheranno gli stessi con poi bisogna vedere Insigne, però se non c'è Insigne probabilmente giocherà Elmas, Lozano, se Politano sta ancora così a terra, perché poi si gioca sabato, nemmeno domenica. Younes torna da un brutto infortunio, quindi io penso che non possa giocare dai primi minuti, già se ha 30 minuti finali buoni,
A me piacerebbe provarlo, però Spalletti ha detto che non lo vuole sacrificare in quella posizione, quindi dobbiamo non solo credere, perché è una persona onesta il mister, cioè fidarci di quello che lui vede durante gli allenamenti. Però non è una trovata strampalata questa dell'amico Bellini. Ringrazio Gianni, ma questo è un ritorno. Alevis dice: comunque oggi ho guardato anche Bologna-Roma, improvvisamente è stato ammonito inspiegabilmente Abraham che era diffidato, poi sono andato a vedere il calendario e ho visto che c'è Roma-Inter. Okay. Ma non prendetevi collera, cioè se voi state veramente col pensiero, ma no, dobbiamo vincere, perché quello lì ha detto che noi siamo solo per certificare che così Gattuso l'anno scorso ha fatto schifo. Io gli dissi, speriamo che l'Atalanta non faccia più di 34-35 punti di genere, e vi ho spiegato il perché. Guardiamo il lato positivo, ci manca poco per arrivare a 40 punti e in più la quinta in classifica si allontana sempre di più. Forse continuando così si realizzerà il sogno quarto posto. Innanzitutto abbiamo spostato questa asticella per essere un po' più sicuri a 43 punti, quindi dobbiamo quantomeno pareggiare con l'Atalanta e perdere col Milan, e le partite con le altre 13 eccetera ormai le dobbiamo vincere. Quello che mi preoccupa appunto è lo stato di salute della squadra. Poi io non faccio i calcoli, con l'Udinese si vince là. Io uso la media Guido, non mi ha mai portato a fare figuracce, e vediamo la partita con l'Atalanta, perché la partita di oggi lascia veramente, lì sarà bravo Spalletti, secondo me ha fatto bene a prendersi il rosso, portarsi i suoi ragazzi dalla sua parte, può lasciare molte scorie, non solo fisiche, non solo per la delusione del risultato, ma per quell'amarezza che c'è. E tu con l'Atalanta, anche con l'organico pieno, non lo dico per Iattura, puoi perdere, perché l'Atalanta ha fatto 19 punti su 21 fuori casa. Cioè fuori casa è un rullo compressore. E sapete con chi ha fatto l'unico pareggio? Con l'Inter al San Siro. Quindi l'Atalanta fuori casa è un rullo compressore. Marco Bell dice: vai a vedere questo video della partita fatto da uno youtuber, si vede benissimo che il 3-2 è regolarissimo, beffati, sa solo 2-2, cioè, non ho bisogno di guardare nessun video, amico mio, perché era fallo, è fallo tutta la vita Liberati. Fortunatamente ce l'hanno fatto vedere bene. Qui anche a fine partita, fammi aggiungere, Guido, a fine partita ci hanno fatto vedere ancora quella che ti stavo, scusa Valerio, dillo. Che quella l'inquadratura che ci serviva. Qui non siamo assolutamente faziosi, proprio per niente. Quando una cosa non ci piace siamo i primi che lo diciamo, ma quell'immagine parlava proprio chiaramente. Lui aveva le gambe davanti, il pallone era davanti a lui, gli ha preso dietro il polpaccio, punto, fine della storia. Poi se ti vuoi credere tu, io per farmi queste cose vado al cinema. Quindi ora che siamo settimi, l'amico qua Daniele, che è sempre presente, è sempre anche molto corretto juventino, oltre a fare molto male noi, il sistema non sta funzionando benissimo? Domanda per Guido, io non ci sto sinceramente. Domanda shock. Avete vinto 9 scudetti, no? Sta uscendo un'ira di Dio della Madonna che è un incubo solo di trovare i fili di quello, perché poi il problema non è un'operazione, mo si sta scoperto che sono 62 le operazioni, non sono manco più 42, ma un po' di pudore, un po' di pudore. Da interista, dice Emanuele, non vogliono squadre del sud lì in alto, da interista lo dice. Sì, ma questo, la cosa che a me preoccupa, Valerio, perché quando entrano queste persone non capiscono lo spirito, che qua non si sta parlando più di sport. Voi veramente, perché giustamente loro non entrano nel concetto dell'esercizio del potere. Non può essere un caso, Valerio, che fino a un certo punto non solo noi eravamo re, si giocava il calcio migliore, venivano gli stranieri migliori, dominavamo in Europa con tutte le squadre, si vincevano tutte le coppe in Europa. Quando è cambiato il sistema, è diventato veramente industriale, poi finanziario, paradossalmente, e noi eravamo re, cioè eravamo il campionato nettamente più forte di tutti di riferimento, fino al 91, sì, l'anno della Sampdoria, no? Com'è possibile che un campionato che era così forte di riferimento è diventato così scarso? Quindi, se voi ragionate da juventini, io non ragiono da napoletano,
sulla partita posso ragionare da napoletano, poi finisce la partita e devo fare veramente l'intellettuale e ragionare in lungo, avanti nel tempo. Quando dissi ai miei colleghi napoletani, allora che dovrei dirgli adesso, torno a Napoli, dice, dovreste chiedermi scusa, che dissi guardate che la Juve succederà questo vincerà 9 scudetti, ragionavo avanti e io sto già ragionando avanti da qui a 10 anni. Non sto ragionando, io non ci ho mai messo il pensiero allo scudetto quest'anno, quindi non avrò nessun problema, ma ragiono nel sistema. Allora, negli ultimi 15 anni, quante coppe abbiamo vinto, quante finali abbiamo vinto, ma quanto bel gioco, quanti talenti abbiamo espresso. Se il miglior giocatore che tutti dicono, e lo dico a questo punto contro di me, il miglior talento del calcio è Insigne, siamo inguaiati. Se il terzino nazionale di Lorenzo, faccio 2 esempi napoletani, amico juventino, ok, vedi l'onestà intellettuale, siamo inguaiati perché il terzino nazionale, che ha avuto grandi terzini destri e sinistri, non può essere di Lorenzo, o se lo è significa che siamo talmente inguaiati che siamo costretti a mettere di Lorenzo. Se il numero 10 della nazionale è Insigne, che non è un numero 10, che fuori dalla sua mattonella non illumina calcio come siamo inguaiati, ma è che il sistema che abbiamo protetto, ma è un discorso molto complesso e Valerio deve andare presto. Quindi, sei molto caro. Se da ragioni ti do tutti i scritti che vuoi, però la domanda che tu ti dovresti fare, ma come mai tutti gli stadi sono vuoti? Gli ascolti TV si sono sempre calati, sempre di più negli anni, sempre di più, c'è sempre più violenza, addirittura la gente che si permette di mettere le mani al sedere a una povera crista fuori da uno stadio è una cosa vergognosa, è quello in studio che fa no, devi fare là. E perché non vi siete preoccupati prima di creare le condizioni di lavoro a questa gente per cui sono protette? Prima si devono creare, Valerio, le condizioni di lavoro, non puoi mandare allo sbaraglio queste persone. È vero che ci sarà sempre la gente maleducata, io non posso 2000 anni di evoluzione non puoi sconfiggere del tutto il male, ma sui grandi numeri devi ridurlo. Quindi ci sono troppe cose che non vanno, stadi sporchi, così là. Vi piace questo calcio? Buon per te. A me no, ma non nella partita singola, perché io guardo al di là, cioè noi dobbiamo andare col piattino con la Macedonia e col Portogallo, e quindi dobbiamo far fuori il tuo Cristiano Ronaldo, a sperare di andare ai mondiali, se no è il secondo mondiale di seguito che non partecipiamo. Com'è possibile? Con la Svizzera siamo stati fatti fuori, non con la Germania o la Francia, o la Svizzera. Può essere perché, e concludo, perché se la squadra che è stata dominante in questi anni, quindi cavolo, la più forte, addirittura 9 anni, è una squadra che ha avuto bisogno di tutta una serie di cose, tutti hanno girato la testa dall'altra parte, ha portato il sistema a livellarsi verso il basso. Quando c'era la Juve degli Zoffi e degli Scirea, per battere la Juve degli Zoffi di Scirea, la Roma dovette fare una caposquadra e tu hai portato il sistema più alto e tu hai vinto quei mondiali, ma in quel modo, perché avevi tante squadre forti, poi hai avuto il Verona forte, perché per battere i leader io devo essere più bravo dei leader e devo essere più bravo loro, ma per battere questo leader io devo imbrogliare più di loro e questo non migliora il sistema. Marotta passa all'Inter e passano a loro. Esattamente. Anche io spesso mi chiedo che senso abbia vedersi un campionato farsa, però a questo punto vi chiedo perché allenatori come Ancelotti, Mourinho e Spalletti sono andati ad allenare al sud? Ancelotti te lo posso dire di sicuro, non sta al 100%, è una delle poche fonti certe che ti posso dire. Ancelotti è venuto a Napoli per vincere lo scudetto. E sarebbe entrato nella storia. E Ancelotti aveva programmato, come fanno le persone serie, allenatori seri, la vittoria in 3 anni, non in 1 né in 2, al terzo anno. E ci stava perché lo scudetto che poi ha vinto l'Inter. Aveva visto l'erosione della Juve, è venuto a Napoli per questo motivo, perché tanto lui ha vinto tutto, ma si va a vincere l'ennesimo scudetto col del Real Madrid, si era un po' stancato di parlare sempre le lingue e voleva togliersi lo sfizio di essere, come avete letto la biografia di Ibrahimovic, a un certo punto persone che hanno vinto tutto, come questa, o quasi tutto, Ibrahimovic gli manca la Champions, hanno bisogno di una scossa in più che ti può dare quello che ti può dare un posto che, capito, non può essere Guido, perché una persona può trovare speciale Los Angeles piuttosto che Gigi Riva. Cioè, dicendo una cosa, è possibile che Gigi Riva, campione assoluto, uomo assoluto, tutto quello che vogliamo, tutta la mia ammirazione e stima, è il capocannoniere della nazionale italiana? No, sì,
significa che noi non abbiamo più prodotto capocannonieri dall'epoca di Gigi, dal 71 in poi. 25 gol mi sembra. E poi il problema è Guido Gentile, contenetevi questo calcio, mentre nelle altre squadre ci sono stati tutti i recordman superati, infatti ormai sono tutti giovani, no? I Benzema, i Cristiano Ronaldo, non ci sono quelli degli anni 70. Infatti, qual è il centravanti della nazionale? Se voi prendete le prime 10 squadre in classifica, l'unico centravanti italiano è Immobile. È proprio così. E tra l'altro oggi ho ascoltato, hanno intervistato alla radio ufficiale, c'era Katia Ancelotti, e anche lei un ricordo dolcissimo della città, un ricordo, è stato veramente, siamo stati un pochino troppo frettolosi probabilmente. Ma non faceva comodo a determinati colleghi, non faceva comodo al sistema calcio italiano, perché voleva più educazione negli stadi, più educazione nelle trasmissioni televisive. Lui parlò proprio di educazione, no? Infatti ruppe l'omertà, che questo è razzismo, non è goliardia. Ovviamente come funziona? Quando tu sei l'unico, se tu hai il pollo al tavolo da poker, è stato espulso. Anche lì trattato come l'ultimo imbecille, ma lui sta sulla panchina del Real Madrid e determinate persone stanno a litigare nelle trasmissioni televisive. Peccato, perché avremmo avuto la possibilità di avere una persona per molti anni stimata, stimabile, che creava un ambiente sano, non sclerotico, non volgare. Poi se si vinceva qualcosa era tanto riguadagnato, ma già tutte queste qualità erano ottime, per dire. Amava la città, i figli, alla figlia ci sono rimasti male di andare via, sì. Però continua a non far polemiche, nonostante, ricordiamoci quello che gli hanno detto, Come no? È ancora presto, aspettiamo la risonanza, come queste cose dei giornali. Un mese. Io, siccome non è un infortunio della caviglia, dove purtroppo tristemente sono esperto e non ho sbagliato un giorno il Mertens, queste cose muscolari devi vedere gli esami diagnostici il giorno dopo, quindi non facciamo né terrorismo mediatico, né manco un giorno. Io per 2 partite, anche perché sono ravvicinate, le salta, non per terrorismo. Questo sì. Si gioca questo sabato. Né un allenatore lo può rischiare, perché metti che sta lì per rifarsi male, dice io poi veramente lo perdo 3 mesi, quindi è giustissimo, è un discorso anche di buon senso. Prima di leggere questo messaggio di Carlo, avevo ripreso un messaggio di Marco che insisteva a dire si vede dallo stadio, lo puoi ripetere quante volte vuoi tu, e fallo di Berardi, punto. Io nella reaction dico prende palla e caviglia, perché abbiamo l'altra inquadratura, dopodiché c'è l'inquadratura, quella là proprio da dove si vede bene, che piglia proprio la coscia. Come si dice, non rilassati, arrenditi, ecco. Mi viene da dire ma solo io do pure la vittoria, tanto non ci serve a questo punto per lo scudetto. Si deve arrendere all'evidenza, si deve arrendere. Non serve a nulla adesso, senti, poi sono fissato. Per quanto riguarda il problema, il gol, il tocco assist di mano con immediato gol non è considerato regolare. Ad esempio in Europa, in UEFA Champions League, il gol del Chelsea con la Juve è quello di Ronaldo con l'Atalanta. Sì, però ripeto, vedete, infatti potrei dire no, è regolarissimo, sarebbe una di quelle domande molto pacate che farei all'arbitro. Ho detto che cosa hai chiamato? Ok, grazie, almeno lo so. Quando uno è onesto intellettualmente, Valerio, non può cadere in trappole di queste persone, quindi io non mi sento di dire regolarissimo o irregolarissimo, mi sento di dire vorrei capire, e per capire anche vedendola, perché non so la chiamata che lui ha fatto, a volte veramente ci sono le chiamate di confusione. L'unico dubbio me lo può togliere il diretto interessato, e io accetterei anche, detto ho chiamato questo, ok, almeno so che cosa hai chiamato, molto serenamente, io lo analizzo molto serenamente il calcio. Quello che mi crea dispiacere invece è che non ne avviene, no? È la mancanza di trasparenza. La mancanza di trasparenza io ormai l'ho accettato, se no non sbaglierei. È molto semplice valutare il calcio, ragazzi, è molto semplice beccare le classifiche e i numeri. Io mi stupisco come invece vi fate traviare da mezzo mondo. Una volta che hai capito il meccanismo è molto semplice. Io lo dico contro i miei interessi, così non dico sono bravissimo, molto semplice. Questo mi dispiace la mancanza di trasparenza. Per il resto io accetto con molta serenità
e vedete, lì è un episodio che c'era sicuramente gol, cambiava la partita, ha chiamato fallo, quindi mi prendo il fallo, però non è chiaro che tipo di fallo, e quindi io vorrei capire, anche per imparare nella mia vita, tu come hai potuto imparare? Impari. Io devo ringraziare i grandi maestri, e sono stati grandi allenatori, con cui ho avuto un modo anche di poco tempo per chiacchierare, e poi mi sono trovato vedendo le cose con quello che mi avevano detto. Ecco, anche grandi arbitri ti aiuterebbero, se ci fosse stata nel corso degli anni una grande non solo comunicazione ma lezione da parte degli arbitri, noi saremmo eruditissimi e non avremmo questa persona che viene a dire era là perché era stato segnalato, viene detto col microfono, noi già vedi perché quella cosa, e già sapevamo la sfumatura del regolamento, quindi in realtà ci hanno reso più ignoranti e più manipolabili di pancia, perché invece con una preparazione media alta noi saremmo e lo godremmo meglio questo sport, e invece no, non è così, perché le persone ovviamente poi ragionano con la maglietta addosso e quindi di pancia. Invece io non voglio ragionare una volta finita con la partita con la maglietta addosso, io voglio capire le cose, e quando non le capisco non le posso capire, mi fermo, dico non le capisco, mi fermo qui perché non riesco a capire. Molto semplice. Aggiungo a quello che dice Guido, che è molto giusto, che nello specifico, perché poi fa bene a non parlare dell'episodio specifico, perché poi ne capitano tanti, li puoi comparare, è l'andazzo, è sempre il trend che va visto. Nell'episodio specifico, quello di Zielinski annullato non è grave come quello che poi fa pareggiare il Sassuolo, perché noi i gol lo facciamo dopo. Cioè, tu non puoi mai sapere se segnando così presto magari il Sassuolo prende è coraggio. conseguenziale, sì. Potrebbe prendere coraggio e schiacciarti e riprendere la partita subito e batterti. Nel frattempo la partita resta solo 0-0, tu segni 2 gol nel secondo tempo, è il dopo che è grave, che cambia la partita, e questo per spiegarlo bene. Sì, due cose. Quella che un po' è stata la chiave di lettura di quest'anno, e a questo punto posso dire che l'ho beccata dalle prime giornate, ho detto secondo me quest'anno questo è il dato che noi dobbiamo guardare, non che tutti gli altri no, con più attenzione. E vedete oggi che si è alzata la qualità, perché Sassuolo ha delle componenti interessanti nella sua rosa, e ti fanno comunque 2 capogol, no? Perché poi il tiro di testa fa togliere le ragnatele, no? E quindi dov'è detto, noi se riusciamo a mantenere questa media difensiva, e oggi non ci sei riuscito troppo. Il problema è la realizzazione offensiva, perché Zielinski quello là annullato ti fa quel capogol, e quello che paradossalmente dovrebbe essere più facile, paradossalmente, perché per me nello sport e nel calcio nulla è facile, quell'azione che lui arriva vicino alla porta nell'area piccola e tira alle stelle, no? Ma se tu poi vedi tutti i numeri capisci perché hai quelle realizzazioni di offensive meno incisive rispetto alle altre squadre, perché Zielinski è un uomo che gli fa il capogol anche se è annullato, e purtroppo quanti ne ha sbagliati di quei gol? Tanti, non solo Insigne, no? Anche a volte il famoso gol a San Siro, quindi quello è il difetto endemico della squadra, che si avverte di meno se la difesa tiene, e si avverte di meno ovviamente quando affronti il Cagliari, anche perché devi essere proprio sfortunato che l'unica azione che Cagliari non fece proprio nulla, il Cagliari fa gol. Il Sassuolo già delle qualità, e quindi ti può fare, perché poi comunque dobbiamo dire che nel primo tempo delle parate importanti Ospina le ha fatte, e quindi loro Ma la tanto è vero, per il discorso che fai tu sulla percentuale realizzativa, gli XG dove stanno? Del Sassuolo non sono neanche alti, ma sono stati più precisi. Sono stati più precisi. Quella è la maledizione di Guido che vi sta dicendo là. Quindi io lì non acchiappo la sfortuna di Zielinski, quello è Zielinski, c'ha dei piedi meravigliosi là, però non è quel chirurgo, no? Che tu Fabian Ruiz, quando glielo rinnoviamo il contratto, poi lo vedremo partire. Fabian Ruiz tira pochissimo, ma una volta su 2 è porta angolata, non dico gol. Se voi vi andate a vedere quanto Fabian Ruiz tira, meno della metà di Insigne, però i suoi tiri sono, anche quando escono, sono molto pericolosi. I gol che ha fatto sono tutti bellissimi. Oggi ha giocato sul controtempo del portiere, quindi non è angolatissimo, però visto che si stava buttando di là, vi ho detto andatevi a fare una volta una capatina in una porta, una volta che tu stai andando di là poi non la puoi recuperare più, anche sono attimi. E questo è un dato che va migliorato in come? Comprando quei giocatori che sono i Benzema di turno. Però è vecchio.
Troppo vecchio, era vecchio 4 anni fa e figurati mo. Per chiudere, Guido, perché io purtroppo devo andare e io ti ringrazio sempre, ringrazio tutti gli amici bellini anche in notturnissima che hanno seguito e che hanno voglia di sapere, di chiedere, che cosa meravigliosa. Ci chiede Mare Chiaro di Juan Jesus se ha la personalità di sostituire KK. Qualcuno mi dice io voglio vedere Zanoli e Gulam anche se fanno degli errori, ma li voglio vedere. Volendoci già rapido avanti. sulla seconda mi piacerebbe infatti quello che se uno avesse una classifica ormai acquisita, no? Dice ormai abbiamo lì, mi piacerebbe vedere sia Gulam perché se lo merita visto che è l'ultimo anno, Zanoli, vedere questo ragazzo che ha mostrato delle qualità sia tecniche che di personalità. Sono d'accordo con te, poi non è che questi giovani devono essere giovani, a 25 anni non è giovane, vedi là. Su Juan Jesus sì, figurati, un giocatore esperto, io l'ho visto mentalizzato, poi è ovvio che un professionista l'anno prossimo può andare a un'altra squadra, però l'ho visto veramente ben accordato con l'ambiente, con i ragazzi, ma il problema è che abbiamo un centrocampo veramente leggero. Mertens è piccolino ma fa un lavoro veramente meraviglioso. Andate a vedere la partita di oggi, che cosa ha fatto nel primo tempo, è una rottura di balle per una squadra avversaria. Allora l'Atalanta purtroppo non avremo sempre la fortuna, una volta all'anno, di avere un allenatore tanto preso dalla sua vanità che conta più quello che è la squadra in campo, e io me l'aspettavo una partita difficile. Questa era metà e ci è andata male. Con l'Atalanta è difficilissimo perché Gasperini gioca in tutt'altro modo, mica ti farà fare, può farlo, probabilmente giocherà lui perché Manolas che non gioca da 2 mesi, vediamo. Però per esempio serviva un Manolas, ti lascio andare perché Manolas è uno che di testa le prende tutte, poi è meno elegante di piede, però vedi oggi servivano Anguissà e Manolas, oggi sono venuti meno, non perché chi ha giocato giocano male, ragazzi, e che poi a un certo punto, perché non puoi prendersene manco con Mario Rui, che ultimamente si sta anche calmando dei momenti di rissa, c'ha la quarta munizione, però se hai una squadra tutta bassettina che ha pochi chili e addirittura riesce pure a prenderti il tempo e la palla, gli fischiano il fallo contro, soffri in difesa, soffri, gli ultimi 20 minuti soffri. Mi devi fare un favore. Mi devi fare un favore piccolo, dico in diretta, siccome l'altra volta, giustamente, se no poi svicoliamo, io a volte troppo, c'era un ragazzo che voleva chiedermi una cosa sull'NBA, recupera quella domanda, mandamelo e io poi la scrivo per iscritto, perché ci tengo che le persone abbiano soddisfazione, sempre se sono in grado di rispondergli. Come no, questo è un ottimo suggerimento che dai. Quando finiscono le live il video resta e voi potete lasciare una domanda. Sì, ci tengo perché non so se adesso è collegato oppure nel corso se recupererà. Sappi che io, manco Valerio, è una questione che a un certo punto quelli sono i minuti e devi scegliere, però se ho la possibilità gli rispondo per iscritto perché vanno, insomma, siete tutti uguali, io ve lo dico da parte mia, non è che c'è snobismo, tranne la maleducazione che via non mi va di fare Quindi sì, però aspettiamo domani, ragazzi, aspettiamo. Sì, ma figurati, io mica tifo per 3 settimane, per me già un giorno è troppo che stanno fuori, chiariamolo, però se addirittura è già grave che in serata, però sai in serata ci può essere il riversamento, voglio essere speranzoso domani che mi diano notizie più rosee. Se sono 3 settimane è una botta incredibile, per come sta giocando Fabian, tra l'altro. Bravo, perché questa è la mia chiusura che volevo tenere, che se Koulibaly, lo sappiamo, è grave, Juan Jesus c'ha un po' sulla coscienza del gol di oggi, per me si può sostituire Koulibaly in questo momento, mancando Anguissà, Fabian stava facendo anche il lavoro suo. Infatti l'ha messo ancora più dietro, a volte invece a prestare in alto, il lavoro che stava facendo era veramente, oltre che raffinato, perché di grande tattica e quindi ha parlato con Spalletti. Questo è un ragazzo che sta diventando molto intelligente a coprire il campo, ragazzi. Perdere sto ragazzo a parametro zero è un suicidio sportivo, tattico, tecnico ed economico. E qua si parla solo del rinnovo di Insigne, non si parla mai del rinnovo. Vabbè, poi ne avremo modo di ce ne accorgeremo. Però infatti oggi purtroppo non doveva uscire. Poi può darsi che perdevi 4-1, ma ti toglievano pure un gol già fatto.
però si è sentita la... purtroppo si è fatto male, comunque già lo voleva sostituire Spalletti proprio perché sapeva che era a rischio, quindi non prendiamocelo con nessuno. Io saluto tutte le amiche belline, sono andato molto veloce perché sapevo che avevamo poco tempo, quindi mi scuso. Ricordatevi Bruto è un uomo d'onore, poi capirete come l'anno scorso, mettiamolo l'asterisco. Un abbraccio a tutti e non prendetevi collera, se no fate il gioco degli altri. Sorriso, pure se va male, sorriso. Grazie infinite. Oppure un minuto di collera, dite tutte cose e poi basta. Un minuto di collera, facciamo un minuto di collera, prendete il cronometro, un minuto, facciamo un minuto di collera, poi basta. Grazie infinite, Guido. Ciao a tutti. Signori miei, io purtroppo devo scappare, so che si potrebbe portare anche, si sarebbe potuto parlare anche di più. C'è stato l'attacco degli hacker, dei bot che mi chiedevano di giocare al giochino, e io, che sono Bastian Contrario, non giocherò e porterò su quel canale un video esclusivamente dove parlo in inglese di musica. Io poi così reagisco. Vi voglio bene, prendo gli ultimi messaggi, saluto tutti, vi saluterò poi tutti domani perché sarà più facile nei video di approfondimento. Vi voglio bene, sono pronto con la sigla, purtroppo devo scappare, non vi pigliate collera, come ha detto di Guido, un minuto di collera è bellissimo, e domani poi è un altro giorno, lo diceva pure qualcuno, sempre. Vediamo un pochino. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la